Allora, aspetta un Senti? attimo, vediamo se ci siamo. Ok, Sì? adesso penso che stiamo iniziando, no? Sì? Sì. Allora, ti devo presentare o forse ti conoscono già tutti? Non lo so io, No, perché noi ci non siamo te lo conosciuti conosco, dopo però che ti tu hai riconosco. iniziato. eh, Eh? ci siamo conosciuti dopo che tu già avevi un certo seguito e ci siamo conosciuti forse proprio per questo, no? Sì, certo. Eh, allora, mi ricordo che io ho iniziato a seguire il caso e abbiamo cominciato ad avere degli amici in comune. Adesso io i nomi li ho dimenticati, però c'era Elvira, queste persone qui, e cominciavano a scrivermi: ma no, questa cosa che dici non può essere perché Katia mi dice che è così. E io dopo un po' mi chiedo: ma chi è questa Katia che sembra che sa tutto lei che è di Trieste? E poi si creò quindi questa famosa leggenda che noi eravamo nemici. In realtà non eravamo nemici perché non ci conoscevamo, se devo dire la No, come verità. per niente. Era forse una antipatia o una inimicizia che però era, non so, basata su cosa, perché io a te non ti avevo veramente mai visto, eccetera. Nemmeno io, non è che della tua Era tutto, esistenza. tutto derelato, possiamo dire. Finché poi in realtà ci siamo conosciuti, ma quello è un altro modo, quando tu commentasti un mio post dicendomi, mi ricordo, io stavo parlando della posizione del ritrovamento di Liliana, tu ti ricorderai sicuramente bene, e tu mi dicesti in un commento: non è lì che è stata No, ritrovata. no, 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 no. Ti Ti ricordi il ricordi commento, quindi male. poi ti dissi di contattarmi, Sì, com'era andata? hai fatto un video in generale e io ti scrissi, comunque buonasera a tutta la chat, e io ti scrissi, tu parli, 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 io leggo, 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 perché io avevo già ricevuto gli atti. Sì, esatto, infatti tu li hai avuti Nessuno li aveva sicuramente ricevuti prima e di io li tutti. avevo ricevuti. Infatti quando tu mi dicesti che il punto non era quello, io dissi nel video seguente che non potevi saperlo perché in quel momento quello che c'era ti portava lì. E credo che fu da lì che ci siamo Sì, conosciuti ufficialmente. ci Poi siamo c'era però un contatti altro motivo, adesso non mi ricordo chi, mi aveva detto, sai la storia che io ero il nipote di di Silvia? Silvia. Mi avevano detto che eri tu, che di Cantù avevi detto che io ero il nipote, quindi forse la prima Me volta che l'aveva ti avevo... detto, me l'aveva detto, guarda, te lo dico subito. A me l'aveva detto Sebastiano Visentini. Che è incredibile, perché tra l'altro so che Sebastiano a quarto grado, alla domanda se fossimo cugini, disse proprio che era vero. Quindi questo è detto da lui, naturalmente tra un po' ci credo anche io. Certo, Ehm, sì, che poi qual è il personaggio. bello? Che la persona che era stata, che ci doveva legare, che aveva riferito questa cosa, perché aveva riferito che io ero amico di un cantante o una cantante di Tradate, c'era una mezza verità, perché il mio amico del fuoricentro abitava comunque vicino Como, e io ero stato per una settimana a Tradate, quindi non so come, ma avevano beccato una serie di elementi che erano anche veri. E inoltre io ho postato delle foto l'estate precedenti con una mia parente, che era mia zia. Ritradate era a casa mia, eh. Sì, tu abitavi in quelle zone lì senza entrare nello Sì. specifico se non vuoi. Ricordi che io abitavo a Cantù, io da Cantù Tradate sono 25 chilometri. Sì, sì, sono vicinissimi. E quindi avevo postato una foto con una mia parente che era praticamente di vicino Udine, scrivendo una zia, insomma, di quelle zone lì, senza entrare nello specifico anche in questo caso, e quindi probabilmente questo ha alimentato una confusione tale che tuttora quando mi Sì. vedono mi chiedono se sia vero o se non sia vero. Ma tu A me lo come disse facevi in quel periodo a essere così più avanti degli altri? Come perché io, conoscenza? allora, io gli atti del caso di Liliana Resinovic li ho ricevuti il 2 marzo. Pensa che la richiesta di archivazione è stata chiesta il 28 di febbraio. Infatti dico, come hai fatto ad averli così in fretta rispetto a Eh, tutti noi? perché ho avuto la fortuna ma tanta fortuna, ma fortunissima, di avere una persona che è rimasta in contatto con me e che me li ha mandati subito, ma di cui non farò il nome. Sì, vabbè, questo immagino. Tu tuttora hai continuato a seguire il caso, no? Sì, certo, anche se adesso siamo in un momento di stallo totale, Sì, perché esatto. comunque bisogna aspettare tutti gli esami, bisogna aspettare come si vuole muovere la procura e tutto quanto, sì, dobbiamo aspettare, siamo fermi. Ti Possiamo, risultano, quindi possiamo no, rianalizzare tutto quello che è passato, ma tanto ormai si è detto di tutto di più e bisogna proprio aspettare le nuove indagini e a che punto sia la procura e dove voglia arrivare, se a un rinvio a giudizio o se una nuova archiviazione, perché le strade sono quelle. sì, sì, diciamo che Io sono più propensa per il rinvio a giudizio.
Sì, nel Ti dico primo la verità. filone tutto passava, come si suol dire in cavalleria, non interessava niente. In questo filone invece tutto viene ingrandito in un certo senso contro Sebastiano per cercare di arrivare a una conclusione, anche se a volte il fatto di temporeggiare sembra quasi quasi che nemmeno loro ci credono tanto al tipo di conclusione a cui possono giungere. Forse lo dicevo l'altra volta in una diretta da Angelo Marotta, magari loro stessi prendono tempo nella speranza che possa accadere qualcosa di importante che dia un indirizzo all'indagine. Puoi dire al signor Ryan, e che siamo in live, che tanto non rispondo alle sue domande perché ci sono ancora delle indagini in corso e di conseguenza delle indagini in corso non si può rivelare determinate situazioni. Lui può chiedere tutto quello che vuole, ma tanto non rispondo. E questa è la mia risposta. Ci sono delle indagini in corso. Quando Quindi arriveranno, visto su che questa comunque cosa lui girano per, ancora. Mm? Su mi- questa vicenda ci sono ancora, dico, delle cose aperte? ci sono ancora delle cose aperte, ci sono ancora delle situazioni non chiarite, ma anche dal vecchio faldone. Cioè, secondo me la squadra mobile ha commesso qualche errore, più che qualche, e spero che la nuova indagine sia andata a indagare anche su questi errori, che sembrano, magari da fuori possono sembrare delle sciocchezze, ma poi messe tutte insieme in fila, no, non sono sciocchezze, perché comunque No, certo. sono situazioni importanti, perché una stupidaggine, come dicevamo prima, il signor Resinovic giustamente consegna due chiavi sciolte che a occhio nudo potrebbero assomigliare alle chiavi comunque dell'appartamento della signora Liliana e del signor Visentin. Mi va bene che tu vai a controllare posti che ti sono stati indicati, tipo la vecchia casa della mamma, tipo dove abitavano prima i coniugi Visentin e Resinovic, tipo dove si trovavano con il signor Sterpin. A me va benissimo. Ma poi hai in casa le chiavi originali, andrebbero comparate con quelle che ti hanno portato. Non sono quelle. Benissimo, si va per esclusione. Ma ad oggi noi quelle chiavi in questa scatola non sappiamo cosa siano. Non lo sappiamo. Certo. L'orologio, uguale. L'orologio fermo, non l'hanno analizzato. Si è fermato per la batteria, si è fermato per un colpo. Niente, noi non sappiamo niente di quell'orologio. Sappiamo poco e niente. Hanno fatto dei tamponi, hanno trovato il DNA della signora Liliana, giustamente ce l'aveva al polso, ma tutto il resto non esiste. Non esiste. Invece, riguardo Costantinides, tu eri, Sì, eri non è che sono molto. 20 anni, non è che sono 20 anni che io dico che le indagini sono in corso, sono 5 anni che le indagini sono in corso. Non hanno accettato l'archiviazione. Il dottor Dainotti ha richiesto 24 punti per una nuova indagine. È cambiato il PM, è cambiato il GIP, hanno ripreso in mano una nuova indagine con un fascicolo nuovo per omicidio. Sono passati quasi 5 anni, non è che siano proprio 20 anni, Sì, anche esatto. perché, insomma, non è colpa mia se le indagini sono ancora in corso, io non c'entro niente, prendetevela con la Procura di Trieste. Ed è l'ultima volta che rispondo al signor Ryan. Dopodiché le rane delle bocca larga io non rispondo. Invece ti volevo chiedere su Fulvio Costantinides, secondo te ha sbagliato, non ha sbagliato o se c'è stata qualche imprecisione a cosa è stata dovuta? Aspetta, perché stavo leggendo un messaggio di Jordan e non ho Sì, vedo che sentito, ci sono scusami. chilometrici commenti, per cui lì se andiamo dietro lì. No, comunque tu leggi, se vuoi rispondere naturalmente rispondi a tutto quello che ritieni necessario. Ma sì, Sai Giodi, quante persone mi chiedevano di te Giordano, appunto perché Giordano volevano Giodi farti Giuliano. domande. Allora, per quello che c'è negli atti, nella prima parte degli atti, cioè quello che abbiamo a disposizione tutti, le indagini sul signor Visentino sono state fatte. Cioè, non è che non sia stato ribaltato come un calzino, e lo sai benissimo anche tu, Eder. Sì, L'unica cosa che non hanno controllato il cellulare, ma la GoPro sì. Loro si sono concentrati sul cellulare, di più sul cellulare della signora Liliana. sì. Ma tutto lì, l'unica cosa che non hanno fatto è non fare la copia forense del cellulare, ma non l'hanno fatta né per il signor Pisentin né per il signor Sterpin, perché nelle prime indagini erano
questi due personaggi, Sì. quelli attenzionati. Loro, essendo partiti dall'idea del suicidio, naturalmente hanno trascurato determinate Tante situazioni cose, perché certo, le sì, 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 vedevano sì, sì. secondarie e subordinate all'evento principale, per cui ritenevano necessario indagare su Liliana per Sì. capire le ragioni di un gesto autonomo, a loro dire. E quindi hanno fatto passare nei momenti principali via, si sono persi gli elementi che potevano essere fondamentali e che oggi difficilmente possono essere recuperati. Quindi riguardo Costantinides, secondo te come è arrivato, in che condizioni è arrivato quel giorno sulla scena del presunto crimine? Ricordiamoci che era il terzo, è la riserva della riserva. Quindi, in che condizioni secondo te può essere arrivato per agire in quel modo, senza prevenire determinate situazioni, senza seguire quelle che sono le direttive, ovviamente, da mettere in atto in quel tipo di procedure? Allora, il dottor Costantinide, che io sappia, da fonte certa, era impegnato in una lezione Mm. scolastica, Universitaria. universitaria, Universitaria. una lezione, no, neanche, non era proprio universitaria, era impegnato in una lezione a livello autoptico nella sala autoptica. Infatti lui è arrivato con altri due medici legali che erano suoi tirocinanti. Mm. Esiste un video della polizia scientifica che dura 56 minuti, perché Sì. esiste, cioè in faldone c'è video Sì. allegato, c'è sto video, esiste, che io ho avuto la fortuna di visionare. Per come la vedo io, non ha fatto grossi errori, perché anche quella la famosa scena che tutti mandano in onda, che gli hanno fatto purtroppo riaprire il sacco salma e lì sono stati commessi tantissimi errori. Lui non voleva, lui non voleva. È stata la dottoressa Kergia che l'ha obbligato a farlo, in poche parole, perché lei voleva una identificazione sul posto. Anche riguardo quindi lo Poi spostamento, no? Lo spostamento del corpo non nasce lo da una sua spostamento iniziativa. è avvenuto prima che arrivasse il medico Sì. legale e Quindi anche appunto lì non la nasce da polizia una sua iniziativa. scientifica chiese il permesso di spostarlo alla dottoressa Kerge, che io non ho mai capito perché sinceramente tu sei stato sul punto Sì, tante esatto, volte, tante volte. faccio per lavorare, cioè non sei proprio a ridosso del dirupo che rischi di cadere nel burrone, No, no, c'era un no, bello no. spazio per lavorare. Sì. Certo, non potevi essere in quel momento su quella scena in 10, ma il medico legale con i tirocinanti e il poliziotto della polizia scientifica che filmava ci stavano benissimo. Anche questa Certo. cosa io non ne capisco, cioè non so perché sia stato portato al di fuori. No, probabilmente è stato già quello il momento in cui tutto è stato perso, perché lì Eh c'erano le sì, vere tracce di ciò che era accaduto. E anche la vera postura di Liliana, perché naturalmente nello spostamento la postura non è stata più quella originale. esatto, sì. Purtroppo si è perso tutto, ma Non solo, anche anche il rigor mortis è stato alterato nello spostamento. tutto. Ma allora a questo punto io non posso dare la colpa al dottor Costantinides, perché il dottor Costantinides arriva con un corpo spostato, non arriva con un corpo in una posizione originale, che Però tutti su hanno lui cade il aggredito. discorso di non aver preso la temperatura, per esempio, no? Ma guarda, La la temperatura. temperatura, io che ho seguito anche il caso della signora Di Massa di Napoli, la temperatura all'esterno non la prende quasi nessuno. Non la Solo che prende quello quasi viene non... ritenuto un passaggio fondamentale per risalire alla data della Eppure ti morte. dirò, anche la signora Di Massa non è stata rilevata la temperatura, perché dicono che dopo un tot di ore comunque la temperatura dovrebbe coincidere con quella dell'esterno, quindi è inutile prenderla. Ribadisco, non è il mio campo, io non ho studiato medicina legale, così mi è stata detta, così te lo riferisco. Però io avendo letto l'autopsia anche della signora Di Massa, anche lì non hanno fatto questo procedimento, perché era comunque all'esterno, perché anche la signora Di Massa, se ricordi, è stata ritrovata all'esterno sotto un albero. Sì, sì, no, infatti. Mi hanno detto che ci sono queste linee guida che alcuni medici legali usano, altri no, seguono, altri no. Però, ribadisco, io non sono laureata in medicina legale. E il fatto, per esempio, che il corpo è stato contaminato perché chi ha agito non era accuratamente bardato, quello non lo ritiene un errore di chi ha operato? Quello si vede nei famosi video che
che sono usciti anche a chi l'ha visto. Sì, sì, Lì un po' di superficialità secondo me c'è stata. sì, ma non, cioè, un po' da parte di tutti. Sì, sì, perché in quel momento loro pensavano che non ci fosse, che non fosse il caso di Liliana che poi diventava caso mediatico, caso storico. Pensavano che fosse una situazione come quella accaduta a pochi chilometri da lì, di cui parlano infatti durante quelle azioni, quindi una cosa che si sarebbe chiusa entro poche ore, di cui non si sarebbe mai più parlato. E invece di qualcuno si è un po', diciamo, giocato la carriera, perché di sicuro di Costantinides da quel momento si è detto di tutto e di più. Lui tra Secondo me l'altro ebbe la sbagliando, sfortuna di stare secondo male me anche. sbagliando, perché non ti ripeto, no, tantissime persone che hanno avuto in mano gli atti, purtroppo tutto quello che riguarda la parte della scientifica non è stata letta e analizzata, perché nessuno è al corrente che ci fossero altri due medici legali tirocinanti. Sì, Nessuno. sì, esatto, Se tu chiedi, esatto. nessuno lo sa. Io in una chat live da Angelo Marotta, quella sera che dissi questa cosa, fui mangiata viva, ma ci sono i nomi. Cioè, la prima pagina della relazione della scientifica riporta tutti i nomi delle persone presenti in quel momento sul luogo del ritrovamento, tra cui loro due. Sì, sì. Cioè, Lui sembra più impegnato quasi quasi appunto a spiegare le procedure corrette sì, a questi due però medici che a sì. tenere la procedura corretta invece a sua volta verso il No, corpo che diciamo, aveva no, ritrovato. diciamo che ti posso assicurare che sul video ha lavorato fino a che Sì, mi sembra che stia facendo una lezione da come si muove e come parla per certi sì, beh, aspetti. ma lo fanno tutti. Questo, quello che mi hanno spiegato, chi si porta i tirocinanti lo fanno proprio perché Sì, devono certo, c'era il insegnare, tirocinante, certo. se no si chiama parte pratica sul luogo. Però il discorso che lui dice, io voglio conservare tutto il corpo, comunque in questo, così, anche per non disperdere eventuali tracce che potrebbero servire in un futuro, perché lui non dà per scontato che sia un suicidio all'inizio, eh. Lui non lo dà, Mhm. cioè lui si comporta proprio perché portiamola, fa mettere il corpo nel sacco salma per portarlo in laboratorio Sì, no, quello sì, e però sono quei cominciare. riferimenti che fanno loro durante quelle azioni a quell'altro corpo trovato lì che ti fanno intuire che loro stanno assimilando quella scena a quell'altra avvenuta a pochi chilometri da lì. È quello Posso che è un dire po' una affascinante. cosa? Posso interromperti un secondo? Dimmi. Sì, sì. Ryan, non vorrei dirtelo, ma sappi che ti stai scontrando con tutte quelle che sono sul gruppo e che sanno come funzionano le cose nel gruppo. Quindi stai solo facendo figuracce, perché non è vero che no, se si pensa come me bene, se no si viene bannati, perché io ho gente su quel gruppo che non la pensa come me, che pensa tutto l'opposto di quello che penso io. Però mi apprezzano perché io ho letto tutti gli atti senza dare la mia impressione. Poi, se dovevo dare la mia impressione, l'ho data e ne abbiamo discusso, Ryan. Quindi non venire qui a fare quello bla 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 bla, perché te l'ho già detto, le rane dalla bocca larga non sono mai apprezzate. Sappiate che qua ha fatto un tuono che sono saltata, quindi se dovesse saltare la corrente è perché sono sotto temporale. E queste sono le cavolate di Ryan, Ma perché visto ci che ci sei siamo, stato in quel. qual è la tua posizione su questo caso? Qual è il tuo pensiero? Senza entrare magari troppo nello specifico se non vuoi. Io penso che sia un omicidio, ma Mm? non come lo intende la procura. E quindi ho mischiato. Quindi una specie di omicidio involontario? No, Colposo? no, no, più grave, più grave. Cioè, quindi Io comunque penso che sia più volontario. grave. Eh? Volontario, no? No, no, io penso Omicidio. che sia, no, no, io penso che sia molto più grave. Almeno, questa è l'idea che mi sono fatta io. Purtroppo è un reato molto, ma molto difficile da dimostrare. Oltretutto perché abbiamo perso tanto, tanto, tanto Sì, nelle l'abbiamo indagini. detto all'inizio. Ma ci sono delle situazioni che non sono ancora state prese in considerazione, che sono lì, che io ce li ho lì, le lascio lì, aspetto. Io aspetto le conclusioni finali. Però a questo punto Dopodiché, sarà difficile che escano delle cose, no? Perché si va verso un ipotetico 415 bis con i dati noti. Se ci fosse un rinvio a giudizio sarebbe per Sebastiano, quindi difficilmente dopo potrebbero subentrare elementi noti, no? Sarebbe il caso, secondo me, di tirarli fuori adesso.
No, voglio prima della vedere come chiusura di queste no. indagini. Aspetto la chiusura indagini, dopodiché se ci sarà un rinvio a processo, so da chi andare. Perché mi So sembra da chi comunque di capire andare. che la tua posizione non è né contro Sebastiano né contro Claudio Sterpin, naturalmente. No, Infatti. no. Per me c'è una terza persona che fa il volpino. Ma è lo zio Fulvio? No. Secondo me sì. Secondo me Ma sa più vabbè, di quello che dici. allora, anche io l'ho conosciuto bene, è un personaggio simpaticissimo, ma sembra Sì. che lui più ci giochi che altro, secondo me, più che avere delle Ho capito, però ci responsabilità. sono dei riferimenti nelle Mm. prime indagini, nel primo faldone, Sì, c'è un riferimento in cui gli stessi inquirenti dicono che uno dei due avvistati ha le sembianze di Fulvio per altezza, per postura, però poi affermano questo e la cosa lì rimane. ma quello è stato l'errore. Tu fai un'affermazione e poi non indaghi. No, infatti quello è stato un passaggio sicuramente strano. Di quelle persone, di quegli avvistamenti, non sappiamo niente, ma perché non hanno indagato? Cioè, non puoi venirmi a dire la telecamera del meccanico, non sono riusciti a estrapolare le immagini e allora lascio perdere. No, no. A questo punto, se tu ritieni che questa persona possa essere il signor Fulvio Covalero, Certo. magari riascoltarlo, porgli delle domande, perché poi ci sono anche cose comunque nelle intercettazioni che non hanno mai posto delle domande, perché io ancora ad oggi non so da chi ha saputo, perché nella telefonata del 23 dicembre, la prima telefonata che il signor Sterpin chiama il signor Fulvio Covalero, il signor Fulvio Covalero in quella telefonata esiste l'intercettazione, riporta proprio, dice proprio queste parole, io te le dico in italiano, lui le dice in tristino, che lui è sicurissimo che Liliana non è scesa da via Damiano Chiesa perché non è stata inquadrata dalle telecamere della scuola di polizia. Allora vorrebbe fare un altro tragitto, il che il signor Sterpin si offre di accompagnarlo. Sì. Ora, è il 23 dicembre. Tu sai benissimo quando sono state requisite e analizzate le telecamere. Lui come faceva ad avere questa certezza? Certo, teoricamente non poteva averla a meno che non fosse stato lì, o a meno che non avesse saputo che effettivamente è stato percorso un tragitto alternativo e diverso. Certo, certo. Io mi ricordo quando parlai con lui, la famosa storia che mi disse che non aveva un alibi, che non gli era mai stato chiesto nulla e che no, non lui è da mai, 2 giorni vedeva filmati di Formula 1 senza sosta. ma non gli è mai stato chiesto, ma non è mai stato chiesto nulla a nessuno. No, no, a lui Cioè nulla. adesso, per l'amor del cielo, io non sto dicendo che siano coinvolti, lungi da me dirlo, ma la signora Gabriella a 1 minuto e 50 dietro la signora Liliana Sì, dietro. Resinovic, tu lo sai da gennaio 2022, è stata ascoltata parecchie volte a SIT, ma Certo. non gli è mai stato chiesto nulla. Per il mio è un errore, ma anche per comunque avere delle risposte e fugare ogni dubbio. Non è che non c'era la Solamente- garanzia assoluta che dopo Piazzale Gioberti avessero proseguito sulla stessa strada, per cui pur avendo un passo più rapido poteva tecnicamente non raggiungerla mai. Cioè non Va c'era la bene, certezza della similitudine del tragitto, quindi ma sì, effettivamente era un discorso. Il tragitto di Gabriele è tracciabile perché lei aveva un'app professionale e non il contapassi, quindi il suo tragitto è tracciato anche se io non l'ho mai potuto vedere. Quello di Liliana non sapremo mai qual è, per cui potenzialmente Liliana potrebbe aver girato da una parte o da un'altra. Per esempio, se fosse salita al parco ha fatto un tragitto, se fosse andata verso il centro di Trieste ne ha fatto un altro. ma questo è sicuro. Il problema è che, quello che io intendo dire, è che comunque la signora Gabriella poteva dare qualsiasi risposta, dire no, non l'ho vista, non ci siamo incrociati, ma non è stato chiesto. L'errore è che non è Sì, sì. stato chiesto. Sì, diciamo lei l'ha detto in Dov'era? TV. Sì, gliel'hanno chiesto in televisione, ma a me quello che dicono in televisione non interessa. A me interessa sapere la versione a SIT della signora Gabriella, del signor Nasti, del signor Covalero, Sì, sì. della signora, di tutte quelle, della signora Adriana, perché sono state tutte chiamate, ma non gli è mai stato chiesto dove eravate quella mattina. Ma
A Pier Giorgio non è stato chiesto nemmeno da quello che mi risulta, mentre tu, se non No. sbaglio, mi dicevi che lui era stato verificato e quella mattina si trovava Sì, fuori Trieste. sì. Ma c'è. Non gli è stato chiesto, ma è stato analizzato il telefono, cioè la cella telefonica, dico la mattina. C'è, perché c'è Quindi scritto. lui dove si trovava? Lui era in Veneto. La mattina del 14 lui era in Veneto. Ma perché io parlando con un consulente dell'Esinovic avevo avuto una risposta diversa, mi era stato detto che non era mai stata verificata la posizione No, di... c'è. Ma c'è anche sulla stringa che ci siamo scambiati io e te con tutte le celle telefoniche. C'è. Sì, sì. C'è per Giorgio, eh? Ed è in Veneto. Io l'ho scoperto lì, eh? L'ho Sì. scoperto Non nelle lo so, mi ricordo perché 5400 tu me lo righe. dicevi dal primo minuto, quindi mi ricordo bene. Perché Sì. l'ho scoperto in queste 5400 righe che è in Veneto. Cioè, è scritto lì. Non è che me lo sono inventata, è scritto lì, basta cercare, nelle cose basta cercare. Il problema di quelle 5400 righe è che non ci sono i nomi, ci sono solo i numeri di telefono. Certo. Allora, cosa devi fare? Prendere il nome di Beh, telefono, se non conosci a chi appartiene, naturalmente non puoi identificare il soggetto. andare a leggere tutto quanto. Quando poi sono arrivata, quando Pier Giorgio va a lamentarsi, comunque a fare un esposto per quello che avevano scritto i giornalisti, che ci va lui, lì ha lasciato i dati sensibili, lì ho scoperto il numero, lì sono andata nelle famose 5400 righe e c'è la cella di dov'è. Quindi la mattina del 14, no. Quindi addirittura fuori regione, addirittura da quello che dici tu. È in Veneto, è in Veneto. Ha agganciato una cella che è in Veneto, perché ha agganciato una cella che è in Veneto. Teoricamente Sebastiano, se non avesse una responsabilità né lui né il figlio, non avrebbe motivo ipotetico di coprire nessuno, a meno che non appartenga a giri ancora più grossi, come qualcuno sostiene. E in quel caso sarebbe, secondo altri, addirittura costretto quasi a non parlare per paura o perché non può tradire un sistema più grande. Lì sarebbe un altro tipo di mistero. E invece i tuoi rapporti con Fulvio dopo tutto questo tempo esistono ancora, non esistono più? So che per un periodo l'avevi conosciuto, vi eravate anche... No, io l'ho vi visto due eravate... volte in vita mia, l'ho visto due volte, spero di non vederlo mai più in tutta la mia vita. No, io invece io lo vorrei rivedere presto perché sono personaggi veramente particolari, No, questi. no, guarda, no, ma anche perché è uno che poni la stessa domanda per 4 volte, ovviamente aggiungendo un pezzettino che tu sai, e Sì. niente, non riceve una risposta. Cioè io ancora non so come lui sapesse che Liliana non è stata inquadrata. Cioè, mi basterebbe anche la risposta, è una mia supposizione. Benissimo, ma almeno dammela una risposta. Ci gira sempre intorno. Però io ti posso dare un indizio, quando ero a casa di Sebastiano, mi sembra era Sì. febbraio, lui mi disse come ipotesi che effettivamente anche lui credeva che poteva essere stata trovata Liliana da Fulvio sul luogo la mattina e poi da lì era scaturito il ritrovamento ufficiale. Cioè, a questa mia osservazione Sebastiano mi ha detto effettivamente potrebbe, anche io penso che potrebbe averla trovato Fulvio. Quindi magari Fulvio, che era così accurato nella ricerca, potrebbe semplicemente aver trovato il corpo e per evitare problemi non si è sentito di dirlo. Sì, ma quale mattina? No, in questo caso parliamo del giorno del ritrovamento. Sì, Cioè, ma se Sebastiano noi... sostiene che il ritrovamento effettivo è avvenuto qualche ora prima da parte di Fulvio. Sai che poi c'è una famosa telefonata, una segnalazione presunta in cui si dice di andare a cercare lì. E poi ti ricordi che No, Fulvio aveva indicato anche Fulvio, a un Fulvio dalle celle giornalista. telefoniche non è in zona Boschetto, eh. Abbiamo No, anche allora, quelle? ma non è detto che lui la trovi in quelle ore, però la segnalazione arriva in quelle ore. E poi se ti ricordi, lui stesso manda un giornalista in quella zona, il No, giornalista si rammarica di non essere andato non è perché... Fulvio, non è Fulvio, E lì chi è? Claudio? no, e lì è il signor Nasti che chiama Mm? Girardi di Trieste prima per farlo andare sul luogo il 4 gennaio Mm. e anche il 5. Ma è il signor Nasti, non è Sì, Fulvio. e lì mi ricordo che il giornalista non va. Ecco. Però dico, No, sul no, ci discorso di va. Fulvio, No, ci va. Allora, non ci va il giorno stesso perché poi si fa tardi ed è buio, il 4, ma ci va il 5 mattina. Il problema è che non va non nel va, posto. esatto, sì.
Sì, sì, sì. vai in un altro posto, va in Sì. Infatti zona... mi ricordo che si rammarica del fatto che non ha seguito le Sì, indicazioni dicendo che se sì, no avrebbe potuto trovare lui il corpo. Però, ripeto, Sebastiano mi disse che secondo lui era possibile che Fulvio aveva trovato il corpo prima di tutti gli altri e che aveva fatto una segnalazione anonima in qualche modo per non uscire allo scoperto. Questo avrebbe spiegato alcuni passaggi del mistero, sì, probabilmente. sì. Quindi quando tu lo hai incontrato sul luogo hai notato un atteggiamento particolare perché era come se lui effettivamente già sapesse di più, no? Io ho un Sui video, vostri io ho un spostamenti. video, io ho un video che ero con una mia amica, Ah. adesso lo dico, tanto ormai lo Beh, il segreto di dico. Pulcinella, no? No, perché questa cosa non la sa nessuno, non la sa quasi nessuno. Ah, Allora, come tutti, io quando ho incontrato Fulvio, Sir Fulvio Covalero, io non sapevo che dove era stato circondato, dove c'era la striscia dei infatti video del anche a me fuoco, sembrava una cosa impossibile. ma anche a me quando sono andata lì, perché dicevi, ma come cavolo, com'era il corpo qui, però vabbè. Però io non sapevo, come tutti, non avevo ancora avuto gli atti perché era prima degli atti, quindi Sì, non lo sapevo, no? Stavo facendo un mini video intorno proprio al pezzettino dove c'era il nastro della sì. Vigile del Fuoco, e quindi ero dall'altra parte. Quindi avevo la mia amica e il signor Fulvio Covalero di fronte. Io non lo so, però Fulvio Covalero indica, cioè la mia amica poi si gira, indica l'altra parte. Mm. Ora, nessuno aveva gli atti in quel momento. C'è questo pezzettino di video, dura 37 secondi, ma c'è. Quindi anche lì c'è questo indizio. Io non so perché lui indica là, che poi è dove è stato realmente scoperto il cadavere. Esatto, Questa infatti. cosa io ce l'ho. Però anche lui non ha mai risposto. A parte che all'inizio hanno sempre negato di avermi conosciuto, io avevo i video. Vabbè, Vabbè, infatti questo... Vabbè, ma era magari una non si cosa. ricordava, perché lui è un po' distratto in certe cose. No, 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 lui, guarda, lui mi fece mandare, e anche questa non la sai, mi fece mandare come si chiama, degli audio su Messenger Mhm. dalla sua Amica? amica, che io dovevo cancellare quei video. 2 giorni dopo io ho ricevuto minacce da questa persona che io avrei dovuto cancellare quei video. Cioè lei Vedi, mi questo è strano, intimava di perché di cancellare. base pure se lui avesse indicato poteva dire che era un evento fortuito e uscirsene senza nessun problema. Strano che abbia pensato che quello potesse rappresentare per lui un problema. Non lo so, non devi chiederlo a me, devi chiedere al signor Fulvio Covalero. Io Ma sono sai che lui è testimoniato. molto, molto evasivo, no, nelle risposte. Io quando ho parlato con lui, naturalmente siamo finiti a parlare, a parte episodi particolari come il suo telefono che sparisce e poi viene ritrovato, formattato. Cioè, mi ha raccontato un po' di episodi molto inquietanti da certi punti di vista. Però, non so, come personaggio sembra strano che possa aver avuto una responsabilità diretta, anche se probabilmente lui aveva un po' di gelosia nei confronti di Steppin, perché può essere che anche lui teneva a Liliana più di quanto ammettesse, che all'inizio, da come si era posto, quasi non avessero rapporti, soprattutto nelle prime telefonate che fece con me, minimizzava un po' tutto. Dopo invece è venuto fuori che la vedeva spesso, c'era la storia dei biscotti che dovevano mangiare insieme, dovevano fare la colazione al bar, insomma, raccontò diversi aneddoti e poi quella mattina non si è mai capito esattamente lui dove potesse essere, perché comunque abitava molto vicino a Liliana. Quindi tu poi non l'hai più sentito dopo questa storia e con lui hai chiuso rapporti. No, ci siamo incrociati una sera in una live con la dottoressa Rossella Mm? e gli si è spento il telefono. La versione ufficiale è che gli si è scaricato il telefono. Ah, quando ti ha visto, hai scaricato il telefono. Visto in chat che poi ti ponevo delle domande, di punto in bianco gli si è scaricato, perché poi anche la dottoressa gli ha posto delle domande e gli si è scaricato il cellulare. Di punto in bianco il cellulare era scarico. Sai che devi fare una live, mettilo sotto carica? No, no, no. Anch'io ce l'ho in questo momento attaccato in caso mi si spenga. No, lui no. Sì, sì, ma ricordiamo che anche Gabriele, infatti, nei primi tempi ebbe qualche attrito con Fulvio, no? Su quel discorso del giro dei bar,
no? Quando poi si chiedeva se era stato visto Fulvio e lui ancora ci prende in giro per quel famoso audio che pubblicammo allora, non so se ti ricordi. Era un audio che io avevo pubblicato velocizzato e qualcuno era riuscito a capire che rallentando veniva fuori la voce. Quindi Fulvio aveva sentito che, adesso non ricordo più bene, ma mi sembra che Gabriella chiedeva qualcosa riguardo lui al bar, e dicendo che Fulvio vegetava, no? E lui da Novax, perché comunque Fulvio era molto fermo da questo. Da questo punto di vista ricordiamoci che aveva problemi a prendere i mezzi pubblici perché non faceva vaccini. Quindi diciamo che questo rappresentava da certi punti di vista anche un alibi, perché non poteva partecipare in modo attivo a certe situazioni, visto che non era abilitato in quel momento. Quindi comunque sicuramente Fulvio fu preso, non dico di mira, ma insomma fu un osservato speciale per molti personaggi di questa vicenda. E poi io restai stupito, come dicevi prima tu, quando nelle indagini vado a leggere che il personaggio identificato ha le sembianze, c'è scritto proprio di Fulvio Covalero, che a quel punto qualsiasi persona dice: ma allora andiamo ad approfondire questa cosa. Io sono 4 anni che cerco di approfondire questa situazione, ma non ne vengo a capo, ma ci riuscirò, sono abbastanza testarda. Adesso rispondo per l'ennesima volta, ma sarà l'ultima. A Ryan. Basta. Ryan, basta. Non ti rispondo. È inutile che vai avanti. Te l'ho scritto anche su Facebook. Non avrei risposto alle tue domande. Puoi continuare a farle tutta la sera. Non rispondo alle tue domande. Ripeto, le persone con le famose rane dalla bocca larga, come sei tu, non meritano una mia risposta. Non la meritano, perché stai portando cose in chat che tu hai sentito nelle mie live sul mio gruppo, sul gruppo privato, le stai portando in questa chat quando dovrebbero essere private. Non conosci manco le leggi. Ma perché il signor Resinovic non ti ha querelato, così almeno ti faceva stare zitto una volta per tutte? Glielo do io l'indirizzo al signor Resinovic di dove vivi, guarda, glielo do io. Sia quello di Roma che quello dall'altra parte. Glielo do io, non ti preoccupare. Lo contatto io, signor Resinovic. Almeno ci liberiamo di te. No, ma Ryan è uno che non mollerà mai. Purtroppo per Ma lui non mollare, ma tanto non riceverà mai le risposte su cose su cui io ho lavorato, su cui io ho, tra virgolette, ricevuto anche una querela che ho perso, sbagliato, ho perso, ho pagato, di conseguenza chiuso il discorso, non può andare avanti ancora a continuare. Perché sono cose private, è il mio lavoro. Il mio lavoro non è che posso divulgarlo a porci e cani perché lui vuole comunque le sue risposte. Poteva comportarsi bene nei miei confronti, perché io non racconto la mezza messa, poteva comportarsi bene nei miei confronti, faceva ancora parte del mio gruppo e saprebbe che io sono andata avanti con le indagini. Va bene, buona notizia in anteprima, io a settembre incontrerò una persona molto importante, che era presente l'11 gennaio 2022. Per me questa persona da incontrare è molto importante, perché può darmi delle risposte. Io ho continuato a lavorare su questo caso, ma non vengo qua a divulgare il tutto e non ti dico chi è. Te lo dirò dopo. 11 gennaio, quindi dopo il ritrovamento. Vabbè, sì, penso di avere un'idea di chi potesse Ci ho messo anni a contattare questa persona, perché... anni, finalmente per vie traverse sono riuscito ad avere un appuntamento e avrò altre risposte, che magari non saranno quelle che io mi sono pensata, studiata, immaginata, quello che vuoi, però sono delle risposte importanti per il caso, per me, per come ho lavorato io su questo caso. Io non sono l'oracolo, io non pretendo di avere la verità in tasca, io aspetto le indagini, aspetto la conclusione delle indagini. Dov'è il problema? Se al signor Ryan non piace che io aspetto la conclusione delle indagini, non è un problema mio, ma si lavora così. Non è che puoi lavorare come fa lui. Certo, se certi elementi vengono resi pubblici, naturalmente vengono bruciati, per cui se ci si lavora e c'è un'indagine, naturalmente non si può dire oltre. Certo, sì, ma così vanifichi il lavoro altrui. Cioè, se il signor Ryan pensa di fare il simpatico e lo splendido in chat, sta vanificando il lavoro altrui. Ma perché? Perché non rispetta il lavoro altrui. E qui
come parliamo spesso io e te, ormai la civiltà del giorno d'oggi Certo. non si ha più rispetto. Io rispetto te, io rispetto il pensiero della dottoressa Rossella, io rispetto il pensiero di tutti. Io non sono nessuno per venire qua e dire no, la cosa è così, 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 così. Allora, io ho letto gli atti, io li ho analizzati, io li ho studiati. Una cosa permettimi di dirla, penso che procura a parte sia una che li conosce meglio di Sì. chiunque, perché li ho studiati veramente per anni. Sì, hai Ho iniziato a studiato leggerli i prima di DVD, tutti, come diciamo anche prima. ho studiato i DVD, ho studiato le celle telefoniche, ho studiato tutto. Sono arrivata alla mia conclusione che c'è un omicidio in atto, ma io l'ho sempre detto, ma non è un omicidio come la intendono tutti quanti. Io non so se ho ragione. Per il momento questa è la mia conclusione. Vediamo come prosegue. Si andrà eventualmente a un rinvio a giudizio. Bene, a questo punto andrò da chi di dovere, perché si andrà da chi di dovere, Certo, perché che può rischieresti che essere venga imputata una persona che secondo te è innocente, ritenendo di avere assolutamente. magari elementi per dimostrarne l'estraneità. A quel punto avresti Esatto, di andare a esatto. fare presente tutto ciò. Perché tu sai benissimo che io ho anche degli elementi in mano perché ti detti la prova, che certe narrazioni non siano poi avvenute come raccontate. Sì, sì. E io ti dissi anche, per il momento io non intervengo a favore del signor Visentin. E te lo dissi, ma sono lì. Se dovesse succedere, allora da persona onesta quale mi ritengo, allora interverrò. Per il momento non l'ho ancora fatto. Sì, anche E perché ci ho tu sei dato... una tra le poche che non è mai caduta nel dualismo Visintin-Sterpin. Tu hai sempre No. rappresentato, infatti anche quando ci sentivamo eri una veramente delle poche che non entrava nel merito è stato lui, perché lo difendi, perché lo attacchi. I tuoi discorsi sono sempre stati molto, molto diversi da questo punto di vista. Questo Rispondo sì. alla signora Ferrini. Signora Ferrini, esistono tipologie di omicidio che sono gravissime, perché esistono tipologie, è un reato, esiste, purtroppo difficili da dimostrare, ma che secondo me io ritengo l'omicidio più brutale che si possa fare a una persona. E non è, scusate, non è quello contestato al signor Visentini, ma questa è una mia opinione. Non vado oltre, perché non vado oltre, ma questa è una mia opinione. Esistono altri reati molto più efferati, a Tu mio parli parere. dell'ipotesi della violenza sessuale? No, no, parlo delle ipotesi. Ah, è presente la signora che è stata denigrata nel web, la pizzaiola, quella di Lodi, Sì, 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 che era colpa del... ti ricordi cosa è successo a questa signora? sì, sì, dopo finita Ok, male. non dirlo. Sì, sì. Penso che sia l'omicidio più brutto che una persona possa fare a un'altra persona. Quello per me è l'omicidio più brutto che esiste sulla faccia della terra, perché è proprio una vigliaccata. Sì, E sì, sì. per me non escludo che anche la signora Resinovic sia incappata in una cosa del genere, per come ho letto io le carte. Ma ripeto, è la mia opinione, tengo per me, non sono l'oracolo, voglio vedere cosa farà la procura. Ho delle carte in mano? Sì. Ho delle carte in mano che posso giocare? Sì. Ho dei jolly? Sì. Ma in questo momento sono fermi. Quindi praticamente nella lentezza generale dobbiamo anche aspettare, perché se tutto fosse stato più rapido anche tu avresti potuto muoverti prima, no? E invece la lentezza delle indagini fanno sì che anche tu, pur avendo delle cose, debba attendere molto più tempo per tirarle fuori. Naturalmente la speranza è che prima o poi si arrivi anche a questo, no? Se ci sono Si elementi speri. di cui sei in possesso. Cioè, come si suol dire, Anche la perché io speranza è sento che tu l'ultima. hai delle cose già dal 2022 praticamente, per cui 23. sì, 23. da quasi subito, da quando ho iniziato a sentire parlare di te, già sentivo dire
di foto, di video, di altre cose. Mi sono mossa abbastanza bene a Trieste, diciamo che mi sono fatta una cerchia. Allora, il mio gruppo mi ha aiutato molto perché all'inizio era aperto. sì. Poi l'ho chiuso perché poi dopo diventava pesantissimo e l'ho fatto diventare privato. In quel gruppo c'è stata una gran bella cerchia di gente di Trieste, perché non avrei potuto fare tutto da sola, che mi ha messo in contatto con le persone giuste. Ma veramente mi ha messo in contatto con le persone giuste e sono arrivate in mano mia delle cose che ci sono, che possono essere utili, possono non essere utili, possono avere mille sfaccettature. E queste Ma cose tu avendo detto, le custodisci dove abiti, nel senso che a questo punto rappresenterebbero un pericolo, perché qualcuno sapendo potrebbe cercare di venire a no, prenderti. no, 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 Anzi, no. mi viene in mente che una sera mi hai raccontato di pattuglie che vedevi transitare non distante da casa tua, ora che ci penso. Sì, sì, no, proprio davanti a casa mia. Cioè, Mi ricordo che mi beh, hai raccontato in una telefonata un episodio del perché genere. lo specchietto rotto? E lo Sì, sì, sì. specchietto rotto che tu E facessi un questo fu in video. concomitanza col mio furto dell'auto, se ricordi. Perché mi Sì. ricordo che mi avevi detto che era successo praticamente, se non lo stesso giorno, il giorno prima, il giorno dopo, ma come se ci fosse E un'azione fu punitiva in atto. in concomitanza di un messaggio che io ricevetti, dove questo messaggio riportava che Roberta, Mm? non faccio il cognome, aveva dato il mio numero di telefono al signor Claudio Starpin. Come facesse avere il mio numero di telefono? Non l'ho mai saputo, però io con Mm. questa Roberta ci ho parlato e lei mi ha spergiurato che non è stata lei. Ma la spada di Damocle c'è, io non so dove sta la verità, non so se la verità l'ha scritta, fu scritto in questo messaggio o se la verità è quella che dice la famosa Roberta che dice che non ha dato il mio numero, però in concomitanza io trovai uno specchietto in un parcheggio dove lo specchietto era vicino a un'aiuola, quindi lì è stato un atto vandalico totale, Sì, è sì, sì. stato un atto vandalico ed è scritto anche sulla denuncia, trovai uno specchietto rotto. Coincidenze? Però il fatto che Serpina avesse il tuo numero non è che automaticamente permetteva a qualcuno di identificare la tua abitazione, no? O Ma il mio qualcuno di indirizzo. normale, qualcuno forse di più inserito in certi circuiti, sì. No, no, ma io non sto, attenzione, io non sto dicendo che il signor Sterpin sia coinvolto in questa cosa. Il signor Sterpin è stato un tramite. Purtroppo per lui è stato un tramite. Io non l'ho mai accusato di niente in questa Potrebbe magari situazione. aver dato questa informazione a qualcuno che suo malgrado, senza che lui lo sapesse, aveva delle intenzioni negative che ha messo in atto? Beh, questa persona cercava il mio indirizzo di casa e Ah, parliamo di aprile. sì, sì, sì. Quindi, perché voleva il mio indirizzo? Che poi bastava chiedermelo, gliel'avrei dato. Non so perché tutto sto giro, bastava chiedermelo, mi mandava un messaggio su Messenger, voglio sapere dove abiti, io gliel'avrei detto, cioè, voglio dire, non è che avevo No, mi ricordo che a problemi. quel tempo molti si chiedevano dove tu abitassi ed era un segreto perché non trovava nessuno l'indirizzo. Infatti io per fortuna là avevo l'alibi che non ti conoscevo ancora, per cui non potevo essere stato io il tramite, perché mi ricordo qualcuno aveva pensato che Tu quando fossi l'hai stato io. scoperto dove abitavo, quest'anno? Perché ci ha fatto venire qui a casa mia, cioè a casa mia, nel mio paese, che Sì, tu sapevi come tutto il mondo, Udine. sì, esatto, esatto, sì, vero, vero. Vero, poi ci siamo... No, forse ti ho anche lasciato a casa quella volta, per cui... No, mi hai lasciato davanti alla scuola che ero andata a prendere la piccolina. Comunque penso Però abbastanza ti fatto vicini. vedere dove abitavi, sì, sì, Esatto, se non sbaglio mi hai fatto vedere il punto, per sì, cui se sì. avessi dovuto fare qualcosa, questo non saresti qui di conseguenza. No, Io non l'ho segnalato a figurati. nessuno l'informazione, come vedi, anche Ma perché tanto ormai... ma anche lì, lo sai benissimo, ti è arrivata un'email con questa informazione. Sì, sì, sì. Cioè, voglio dire, e quindi? Cioè, anche che tu sappia dove io vivo, adesso anzi, lo dico. Signore, io vivo a Campoformido di Udine, la patria delle frecce rosse. Io amo questo posto perché io vedo le frecce tricolore, le nostre frecce tricolore, tutti i giorni, perché fanno le esercitazioni, tutti i santi giorni. Quindi così almeno siete tutti contenti e la cosa principale non è un segreto, perché non è un segreto,
semplicemente avevo delle questioni comunque irrisolte legalmente che ora si sono risolte a mio sfavore, perché io sono stata condannata, io sono qua a dirlo, io non mi nascondo, ho commesso un errore, fine del discorso, sono stata condannata. Tutti nella vita possiamo commettere un errore, sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ma non penso di perseverare. Fine. Da lì il mio indirizzo, le persone a cui interessava per farmi una querela, ce l'avevano. E sapevano benissimo dove abitavo, il numero di telefono, tutto quanto, sapevano tutto. È il discorso. Non vedo perché io debba dire agli altri dove vivo, dove faccio, cosa non faccio. Cioè, no, poi ve lo volete sapere? Lo dico io, perché anche quelle email che ti è arrivata di una persona che sapeva dove vivevo, perché avevo confidenza, è stata una carognata. È stata una carognata, cioè volevi mettermi in cattiva luce. Bene, lo dico io, non è un problema. Non è che sono nascosto in un bunker, eh? No, no. Quindi allora, siamo sicuri che questo materiale non lo hai tu in tuo possesso in casa, ma lo hai dove? Nascosto presso altri? Sì. Perché Però non ti dico naturalmente presso chi, cioè, non ti no, dico presso chi, non puoi dire questo naturalmente, questo non lo puoi dire. ho delle Però cose, a facciamo sapere casa che ho le non lo hai tu, cose. così sanno che è inutile che ti cercano, no? Questo è No, importante per infatti, fare non è capire che da te importante. non viene. E secondo te in quell'occasione come mai le forze dell'ordine erano vicino a casa tua? Perché loro stesse avessero da temere o perché c'era stata qualche segnalazione da parte di qualcuno? C'era stata qualche, penso che ci fosse qualche segnalazione da parte di qualcuno, perché io ho ricevuto più di una minaccia comunque, più di una minaccia. Per questo caso io sono stata minacciata privatamente da più persone e qui mi fermo. Questo bisogna capire Però naturalmente, ti le ripeto, ragioni andrebbero. l'amica, cioè gli Audi dell'amica del signor Fulvio Covalero erano pesanti, eh. Sì, ma Forse più quelli pesante del messaggio che mi mandò il signor Sergio Resinovic, che in un momento di, sì, me lo ricordo, sì, mi ricordo. ma anche lì è stata una narrazione sbagliata nei miei confronti, Cioè hanno perché riferito tutti, delle non cose so inesatte a perché, lui. tutti, fin dall'inizio, io difendevo Sebastiano, il signor Visentini. No, No, è vero. no. Però tutti erano convinti di questo perché ponevo delle domande su altre persone che avevano a che fare con questo caso, ma perché tu difendi? No, e tu l'hai appena detto, io non l'ho mai difeso. No, è vero, è vero. Nessuno. Per me sono tutti coinvolti e nessuno coinvolto. Per me, ribadisco, sempre per me. Ma è così. E io non mi sono mai schierata né da un lato né dall'altro. Quindi se non Raya non è che chi non la pensa come me viene buttato fuori dal mio gruppo, anche questa è un'altra fantasia sua. Anche perché nessuno la pensa come me, perché ci sono gli schieramenti, ci sono i pro signor Bisentina e il pro signor Sterpin e non se ne esce. Cioè, No, no, infatti. c'è la Garlasco, anche lì un'altra pro Stasi, pro Semplice, non se ne esce. Però no, io non lavoro così. Cioè, a me non interessa chi è stato, il punto è questo, a me non interessa chi è stato, a me interessa la signora Liliana Resinovic abbia giustizia, la giustizia che merita. Fine, fine. Chiunque sia stato, per me, deve andare in galera. Ma non vado, non ho pregiudizio di perché il signor Visentin le spara grosse, allora è un bugiardo, allora è un assassino. No, questo no. Come il signor Serpina allora le spara grosse, è un bugiardo, allora qualcosa nasconde. No, non è così che funziona, non è così che funzionano le indagini, non ci si deve innamorare dei personaggi, a meno che non siano miei parenti, allora è un altro discorso, ma cioè, effettivamente sì, li ho incontrati e tutto quanto, ci ho parlato e tutto quanto. Non ho ancora cambiato opinione su queste persone. Anche io, infatti, anche io li ho incontrati e conosciuti bene o male. Però devi incontrarle col distacco, devi avere il distacco del lavoro di dire sì, voglio delle risposte, ma non prima in chat me la sono persa, perché me la sono un attimo persa, che ha detto che anche lei in una chat ha fatto delle domande al signor Covalero, perché siamo in chat, quindi si possono fare delle domande, giustamente, non ricordo neanche il nome, perdonatemi, ma non ha avuto risposte.
Non è bello neanche così, perché se tu fai una live, tu ti esponi, poi dopo poni delle domande, ti pongono delle domande e non rispondi. No, cioè anche nei confronti di chi ti ascolta e tutto quanto non è educato, perché è proprio l'educazione. Questo sicuramente sì, infatti sto leggendo i commenti. Ah, loro ti aspettavano da tanto tempo, quindi avrebbero un sacco di domande da farti, no? Questo lo sapevamo già, solo che naturalmente alcune sono un po' provocatorie. Signora Ferrini, io non devo andare a nessun sodo. Cioè, questa sera io non sono qui a dare delle sentenze, io non sono un giudice, neanche un giudice popolare. Io non sono qui a dare delle sentenze, è una A chiacchierata parte che nemmeno i giudici informale. credo in questo momento sarebbero in grado di dare non solo sentenze, ma anche opinioni, perché è difficile pure quello, per come stanno le cose. È una chiacchierata informale alla quale Eder mi ha invitato e noi stiamo chiacchierando. Sì, ma proprio perché mancavi alla gente, e tante persone mi scrivevano dov'è, c'è, segue ancora. Quindi a un certo punto, dopo tante risposte, mi è venuto in mente di dirti fatti vedere così almeno si tranquillizzano e sanno che ci sei ancora. Ti E sto se ci facendo saranno delle novità ostruzionismo? verrai fuori. Mm? Scusa Eder, ti sto facendo ostruzionismo? No, 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 perché assolutamente. Ryan dice, Eder, complimenti, nonostante il mio ostruzionismo, riesci a mandare avanti la diretta. Vabbè. No, vabbè, lui, Senti, Ryan diceva senti cosa? che hai delle abilità, che sei un po' come me, dice non è ancora al tuo livello, però siete simili, quindi andrete sicuramente d'accordo in questa diretta. No, Ma ma noi, noi in realtà andiamo ma noi d'accordo sono da anni che, parecchio. quello che la gente non sa nel retroscena è che noi siamo anni che andiamo d'accordo. Lui ha fatto anche video cattivi su di me, ragazzi. Io non sto dicendo quello, ci sono stati. Non ho mai, non ho mai chiesto, solo un video ti ho chiesto di togliere, ma perché era una fake news di quelle galattiche che hai sbagliato tu, ma per il Qual resto era? non ti ho mai detto quella ancora della mia sentenza che era ricominciata da Ah, zero. beh, No, sì, è sì, finito, perché era venuto fuori di nuovo quel sì, discorso lì, sì, esatto. no, ma quello era un errore clamoroso della stampa. Esatto. Ma Sì, per il era uscito, resto infatti io dicevo, ma non si era già chiusa questa cosa, però era uscita come notizia nuova. E quindi tutti mi hanno detto è stata ricondannata nella stessa modo. Mi hai detto, ma come può essere? Infatti tu dopo 2 minuti mi hai chiamato e mi hai detto, guarda che è impossibile, sta cosa è già successa. E esatto. sembrava ritorno al futuro in quel momento. Ma tu comunque di tutti i problemi hai avuto solo la vicenda sostanzialmente con quella legata con Gabriella, dopo altri problemi non ne hai mai avuto con nessuno, No, no? no. E mi hai A detto parte che le minacce, alcune a parte le situazioni erano minacce state legate a ricevute, commenti del mio canale, avevi detto? non ho capito. Che una di queste vicende era legata a dei commenti che avevi lasciato sul mio canale? Quello con la signora Gabriella sì, era avevo risposto a un commento sul tuo canale che poi era di... Allora, la signora Gabriella mi aveva fatto querela anche per stalker Vabbè. e anche per un commento che feci da te, ma quella parte è caduta perché non E l'ho mai dico, quella non è stalkerato. stata quella con quel problema, naturalmente, No, no? non No, è infatti. stato quello. Il problema risale tutto al mio video con il continuo Sì, cargato. sì, Il sì. problema è Ma in quel stato quello. caso, come mai non hai potuto fare niente? Nel senso che quello che hai detto non lo potevi dimostrare o non lo hai voluto dimostrare e secondo te potevi? Non l'ho voluto dimostrare perché Quindi ritieni che avresti avuto delle possibilità per fare qualcosa di più, ma non lo hai fatto? sì, ma non l'ho fatto perché lasciamo perdere. Va bene così. Condannata, va No, benissimo no, così. vabbè, se hai scelto questo, infatti. Vuol dire che era il male minore in ogni caso, mi sembra evidente. Sì, 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 Ho sì. capito. Perché sarebbe stato un reato ancora più grave. Mamma No. mia, allora è meglio proprio non entrare nel merito di queste situazioni. Non so, se non hai altro su Liliana possiamo passare a qualche altro caso, perché Sì. so che tu ne segui parecchi, né? Io passerei dopo a quello di Pierina, sai benissimo, lo seguo moltissimo anche io. Ehm, Anche lì tu parlavi di errori giudiziari? No, allora, sulla signora Paganelli, quello che ho letto che, vabbè, le 25.000 pagine, allora, la prima cosa che mi ha lasciato perplessa è stato il fatto che nessuno quella sera, e
ormai le urla sono di dominio pubblico di questa donna, perché sono di dominio pubblico, Sì, 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 sì. non abbia chiamato gli inquirenti, cioè non abbia chiamato le forze dell'ordine. Io non Sì. dico di scendere a vedere perché magari non l'avrei fatto nemmeno io di Ma scendere a vedere chi qualcuno era ha successo. provato dalle finestre a guardare, qualcuno dallo spioncino della porta, però Sì, perché sostanzialmente chi ha pensato ai bambini, chi ha pensato al gatto, nessuno ha fatto nulla, cioè hanno provato a spiare, non hanno visto passare nessuno e hanno lasciato stare lì. sì, personalmente io avrei chiamato le forze dell'ordine e avrei detto guardate che ci sono state delle urla tra il cortile e il garage di casa mia, venite a controllare perché non si possono scambiare certe urla per Sì, bambini, sì. No, ma per poi un per esempio è anche strano che qualcuno non abbia provato ad aprire la porta e magari fare un piano di scale per vedere meglio se c'era un ulteriore rumore. Poi chiaramente magari già la colluttazione era finita, per cui arrivato al livello dell'ascensore al piano zero poteva pensare non c'è nulla e me ne torno su. Però dalle narrazioni invece hanno sentito, tanto che un bambino addirittura viene quasi traumatizzato, il bambino penso fosse il figlio di Yon, e lui ha sentito anche la moglie, però nessuno fa nulla. E le persone che sentono l'urlo sarebbero almeno 3-4. quello. Cioè, adesso noi abbiamo questo tipo di narrazione. Pensa se avessero chiamato subito le forze dell'ordine, sarebbero intervenute subito. Lì avevi delle persone da interrogare Cambiava fres- tutto, quello è sicuro. fresche, cambiava tutto, perché non avevano il tempo di pensare a cosa dire il giorno dopo, perché non Sì. avevano il tempo di organizzarsi. Lì era tutto fresco. Si sarebbe Intanto risolto il sarebbe stato caso. interessante vedere se qualcuno scendeva subito, se Loris veniva trovato su da Manuela E veniva trovato da o, Manuela. o se già si Perché- veniva, o se sarebbe stato detto che lui era già andato via. Perché nella mia ipotesi, seguendo quello che dice Giorgia, tra l'altro, Loris scende e poi torna su. Ma se fosse accaduto qualcosa, in questo caso, come faceva Loris a tornare su se già era fuori? Anche se fosse andato da Duilio, sarebbe stato un transito sospetto, a quel punto forse non gli conveniva. Per questo dico che cambiava tutto. E non ci sì, sarebbero forse state nemmeno le foto delle 22:49 a quel punto. però Ma in quel caso l'arma dove sarebbe stata, secondo te? Perché questo è un altro degli elementi che cambiava. L'arma, eh, se nell'azione Luis alla fine risale, l'arma sarebbe stata ancora in via del Ciclamino. Quindi un certo, intervento immediato delle forze dell'ordine avrebbe ipoteticamente, sempre che l'arma invece non viene portata da chi se ne va, portato a ritrovare l'arma all'interno del palazzo e quindi risolto il ma caso da chi se ne praticamente. va chi? Da chi se ne va chi? L'unica Perché è solo persona che che se se ne ne va. va, l'unica persona che se ne va quella sera è la persona che va a Sì, Riccione, no? ma dopo, se fossero, cioè, Appunto. se fosse intervenute subito, non aveva il tempo di andarsene, perché No, sarebbe perché stato secondo me se sospeso. intervenivano subito, o meglio, se le persone fossero scese subito, non ci sarebbe stato il transito a ritroso Eh, di Loris. Di conseguenza, nell'eventualità, stiamo parlando ovviamente di eventualità, certo, seguendo perché le certezze che assolutamente. ovviamente non le abbiamo, l'arma non sarebbe tornata su perché come minimo era stata occultata fuori in attesa di un'uscita definitiva, nell'eventualità, no? Cioè nessuno l'avrebbe riportata in casa, nessuno, solo un folle. È quello, sì. Sì, sì, Sonia, infatti, cioè, rispondo a Sonia che dice, pensa se nell'immediatezza vedevano da Silva risalire. Sì, perché, allora, per amor del cielo, anche qua noi non sappiamo chi è stato, perché c'è stata una soluzione con l'articolo 530,2, che è la dicitura nuova del Sì, sì, vecchio sì. mancanza di prove Sì. concrete. Sì, Tanto per Balzan questa dice roba. dubitativo, ma non lo possiamo dire perché sennò si arrabbiano tutti. Dubitativo non si può dire. Insufficienza o contraddittorietà della prova. Fatto. Però O mancanza della prova. io penso mancanza della prova, perché anche lì poi il secondo errore gravissimo, eh, vabbè, i reperti. Cioè, tu non puoi farmi ammuffire i vestiti della signora Paganelli. Lì è stata una cosa. Tra l'altro a Bologna sono sempre stati molto bravi perché io ho cercato precedenti e non ne ho trovati. Io li ho Quindi la cercati. sfortuna è stata proprio solo quella volta. Sì, però è una sfortuna che ha inciso poi in tutta la narrazione, in tutte le Sì. indagini, perché non abbiamo niente di concreto, niente. Che, ripeto, anche in questo caso, io non so chi sia l'assassino materiale, perché poi
dalle telecamere che abbiamo sentito tutti, anche il video originale, non si capisce un granché. L'unica cosa che si intuisce è che molto dopo, 20 minuti dopo l'omicidio, intorno alle 10:25, no, di più, 10:35, si sentono molti rumori di gente che va e che viene. Sembra una discoteca. Sì, Tra le io li ho identificati in gran parte verso l'una di notte, tanto che No, fece un video chiamato La ma Notte anche Rossa. sì, a parte l'una di notte, anche verso le 10:35, 10:38 si sentono dei Ci sono rumori. dei passaggi in seguito, soprattutto in Eh, concomitanza con il personaggio che passa sotto la cam 3, tanto che in quel caso, se fosse stato lui, si avrebbero dovuto ammettere la presenza di qualcun altro giù, non essendo ubiquo. Per cui esatto. sì, in quel momento sicuramente ci sono dei movimenti, anche se poi sappiamo che anche personaggi che smettono di usare cellulari, perché c'è un buco più o meno fino alle Ah, ma era, 22:45 circa. adesso ho riletto, aspetta un secondo, scusami, ho riletto, era la dottoressa Rossella che mi diceva che Fulvio non rispondeva, perché la Ah, scena del crimine dovrebbe essere lei, credo. sì, se non Boh, non lo sbaglio so. sì. Comunque, vabbè. Ogni tanto butto l'occhio sulla chat così almeno. Sì, però, come dicevamo, questi errori, adesso per l'amor del cielo, io capisco la gente si spaventa, non vuole essere coinvolta, ma tanto poi alla fine sono stati coinvolti tutti lo stesso, perché alla fine tutti quelli del condominio sono stati coinvolti. Secondo me avrebbero risolto il caso in 24 ore, perché lì non si scappa, lì avrebbero trovato degli indizi molto più importanti, delle prove molto più importanti. Comunque è anche vero che in quel caso poi era rimasto il killer in libertà e i condomini preferivano ovviamente far finta di non sapere nulla che temere la ritorsione di una persona che magari coinvolta sapesse che esistono in quello stesso palazzo dei testimoni scomodi. Per cui Ma certe adesso volte sa, puoi anche capire che adesso per paura qualcuno ci pensi un po' di più ma certo, a adesso parlarne. lo sa perché sono stati tutti a testimoniare a processo, adesso il killer, chiunque sia, lo sa. Eh. Sì, adesso i nomi Non sono era usciti, ma meglio, ma allora non era meglio chiamare quella sera e far risolvere il caso velocemente? Perché il fatto che si sono perse tantissime ore, tante, sì, sono sì. veramente tante. Si sono perse troppe ore, nel senso che la mattina seguente, visto che nessuno ritrovava niente, a un certo punto era il caso di fare ritrovare qualcosa, perché soprattutto perché abitava al terzo piano, il tempo che passava era molto pericoloso per poi andare a giustificare il fatto che nessuno si fosse accorto. Per cui probabilmente arrivata una certa ora bisognava fare in modo che qualcuno ritrovasse quel corpo. Tra l'altro c'era Valeria che decide di andare a lavorare togliendosi dalla scena del crimine perché poi prende il motorino che quella notte lascia fuori Sì, e poi non transita di là, per cui una volta che è a lavorare lei non lo poteva più trovare. no. Beh, diciamo che sì, l'assassino poteva anche contare sul fatto che qualcuno la trovasse prima della signora Sì, Bianchi, ma non perché possiamo nemmeno escludere che qualcuno sia transitato e abbia, come fatto la sera prima con le urla, abbia preferito fare finta che non era passato. Per quanto naturalmente si rischiava, perché scusa, la no, telecamera di scusami, Russo tra le scusa, sbarre qualcosa riprendeva, c'era sempre il pericolo che qualcuno potesse scusa restare Eder, morto. ma le offese non le accetto. Le offese non le accetto. Ok. Allora, Ryan, io mi sventolo il ventaglio, ok? E visto e considerato che vi piace sapere i fatti miei, lo dico una volta sola, ho 51 anni, sono in menopausa, ho le caldazze, come si dice in italiano, scalmani, chiamateli come volete voi, e ogni tanto mi devo sventolare il ventaglio, perché purtroppo funziona così, gli ormoni femminili sono questi. Ora che tu mi vieni a dire che non mi sventolo più il ventaglio perché sono più tranquilla, perché non, cos'è che hai scritto? Da Forse stupido, perché, perché perché stai mi devo parlando di pedine, nascondere, forse. mi devo nascondere dalla verità. No, sei tu che ti nascondi, non io. Sei tu quello della rana dalla bocca larga, te l'ho già detto 4 volte stasera, non io. Quindi mantieni un tono nei miei confronti di un certo livello. Io la maleducazione non la reggo, perché io nei tuoi confronti non sono mai stata maleducata. Quindi pretendo questa cosa. Continua su Paganelli. E che Raya non ha mai seguito molto il caso di Paganelli, per cui adesso Ma non mi preferisce interessa, meglio, almeno non pensare. si promette. No, segue un po' quello di Carlasco, ma ovviamente il suo grande amore è il caso di Trieste.
per cui gli viene difficile che non ci ha mai cambiare. capito niente, che mi chiedeva, che poi voleva gli atti da me. Quando gli dicevo di andare a chiedergli al signor Perrini che gli elargiva mezzo mondo, no, no, lui li voleva da me, ma non ci penso minimamente a darteli. Comunque lui il caso poi lo conosceva bene, bisogna dire che ha le sue idee, però il caso non lo conosce poco. È un altro che lo segue dal primo minuto, per cui, con cui tra l'altro abbiamo anche avuto pessimi rapporti inizialmente, dopo ci siamo un po' aggiustati, adesso ci sentiamo, se non tutti i giorni quasi. Nel caso di Rimini, secondo te quali sono gli errori giudiziari che hanno condizionato? Perché abbiamo parlato dell'errore, che poi non è un errore, l'errore sociale dovuto alle persone che hanno preferito evitare di Sì. di esporsi, no? Poi Invece dal punto di vista delle indagini, lasciando stare sì. anche l'errore, diciamo, che non è un errore perché il fatto che si vada a rompere l'essiccatoio di Bologna teoricamente potrebbe essere un guaio più che un errore, ma gli errori veri invece quali sarebbero stati secondo te sul caso di Pierina? Beh, il dottor Paci si è innamorato da subito della teoria che fosse stato Luis, movente passionale. In Io, modo, in modo voluto oppure potrebbe averlo fatto perché non ha visto altri sbocchi? questo non lo so, io non Perché conosco il dottor l'idea è che Paci. Paci non voleva lasciare il caso irrisolto e che Sì. aveva anche capito che altre strade, essendoci una coesione fra un gruppo di persone, erano difficili da percorrere. Eh sì, però è il tuo lavoro, cioè, Ma infatti il suo lavoro ha portato alla rottura del gruppo coeso, sì, andando a colpire Manuele e Valeria, diciamo, dal punto di vista più sensibile, no? Sul tradimento di Luis. Ecco, lì si è creata la spaccatura. Perché poi, come ha sempre detto Barzano gli ha detto andate su un'isola deserta, vi prendete a pugni se volete, ma non dividetevi a livello di linea difensiva, perché questo poi si va a ripercuotere contro di voi. sì. Ma posso anche capire la signora Bartolucci, proprio quando a novembre è venuta a scoprire. Sì, però ha ragione nel dire che se loro fossero rimasti insieme non sarebbe successo nulla. Ma Perché non lo so, chiaramente perché in una comunque se linea tu difensiva pensai, comune Manuela non avrebbe detto di aver visto Luis, avrebbe detto di avere perso tempo per altri motivi e non sarebbe, secondo me non succedeva a questo punto niente. Non c'era il processo e però forse non anche eravamo lì, più nemmeno qui a parlare. poi c'è un'altra cosa che nessuno ha preso in considerazione. E questa cosa mi è dispiaciuta un po' perché proprio è scivolata a tutti, no? Quando la signora Paganelli arriva, se tu ascolti bene l'audio, dal momento in cui chiude la basculante al momento in cui apre la porta tagliafuoco e viene aggredita, passano parecchi secondi, Mm. cioè molti di più di quelli che ci vorrebbe per fare quei 5 passi. Sì, E mi bisognerebbe sembra. cronometrare meglio questa cosa No, per... no, guarda, adesso non ho sotto mano i dati, ma l'ho cronometrato io proprio con un'altra persona che mi ha aiutato. Abbiamo proprio cronometrato e tutto. Ci mette di più. È come se si fosse fermata la signora Paganelli a un certo punto. Però Noi anche sappiamo questo. che quando è dentro perde tempo perché prende le No, no, cipolline no, o i no, no. Dal sottolineatori. momento in cui chiude Da quando nel momento in cui chiude la basculante, dal momento in cui chiude la basculante c'è il clac delle chiavi, sì, tirano le al chiavi. momento che deve fare quei 5 passi, perché sono cinque Sì, no, passi, vabbè, è praticamente di fronte. esatto, e aprire la porta tagliafuoco, passano più secondi di quello che uno si potrebbe immaginare. Poi si potrebbe fare su questo un test e vedere a livello di Sì, passi quanto tempo si impiega, perché tecnicamente noi sappiamo che l'aggressione dovrebbe avvenire quando lei inizia l'apertura della prima tagliafuoco, sì, tanto che sì, le urla iniziano con un volume e poi scendono perché la tagliafuoco in automatico si chiude. Per sì. cui teoricamente si può ricostruire se c'è una mancanza temporale di secondi. In quel caso potrebbe significare, per esempio, che un personaggio era fuori e l'ha distratta per un attimo, lei si è girata a guardare qualcuno, per esempio, che magari era all'altezza della rampa, che poi ipoteticamente poteva essere Ah, anche un palo. guarda che Sabrina Amelia ha dato un input molto molto intelligente. Lo strano, lo leggo, lo strano è che neppure il cane della Bianchi abbia sentito, strano, molto strano, perché Sì, il sì, cane no, amava certo. Fiorina Ma ed è perché molti impossibile sostengono che. che il cane infatti non fosse lì per questa ragione?
perché il cane non... Ma Beh, questa... in realtà il cane potrebbe anche aver abbaiato, ma loro non ce lo dicono. Potrebbe aver sentito Valeria, ma Valeria comunque abita dal lato opposto del pianerottolo rispetto I a... cani che hanno un udito diverso dal nostro, è strano. No, no, ma il Questa... cane potrebbe, cioè il cane poteva, qualcuno dice che non fosse lì, ma potrebbe potenzialmente anche avere sentito e nessuno Ma ha riferito dov'era? di sentito. Perché da quello che risulta alle indagini, il signor Duilio quella sera non c'era. No, Duilio poi era a casa, dopo lui è andato dal cugino, ma la sera dopo era lì, tanto che Loris addirittura ferma Duilio durante una dichiarazione dicendo ti ricordi che mi dovevi fare le piadine, perché in quel momento sembra quasi temere che Duilio possa dire qualcosa che lo possa mettere in difficoltà. E allora c'è Mm. una intervista di Loris in cui a un certo punto lo guarda un po' male e dice ti ricordi che io devo venire da te a mangiare le piade? Per Mm. cui, ma per questo non si è mai potuto escludere che in qualche modo, perché tra l'altro loro quando parlano di quella serata a livello di adunanza e anche di cena commettono tantissimi errori e Sì, questo a volte ti fa pensare che non fossero effettivamente tutte e tre insieme o comunque sempre tutte e tre insieme, lasciando sì. stare Giorgia quando si sposta in bagno, tra l'altro anche lei ricolloca le sue andate in bagno quasi quasi aggiustandole in base agli eventi che sembrano accadere, man mano che lei scopre le cose, non in fase di sit o di lettura delle dichiarazioni. Quindi ora loro dicevano come potevano restare insieme dopo quello che è successo, questo è vero, però per evitare di finire dentro si poteva fare in modo che dal punto di vista legale si tenesse quella linea difensiva, almeno a livello pubblico, per evitare appunto che poi gli inquirenti potessero diciamo, inserirsi tra le righe e martellare, perché poi così hanno fatto arrivando a delle verità. Invece restando tutti insieme la linea difensiva avrebbe fatto sì che lo scopo unico non portava smagliature. Eh. No? Per questo dico che loro avrebbero dovuto fare Però vedi forse... queste cose, questa domanda che ci è stata fatta, non ricordo il nome, mi scuso, da Sabrina Maglia, è una domanda molto intelligente che andava approfondita fin dall'inizio. Tante cose sono state lasciate un po' anche dal dottor Paci così, senza, sembra che, ripeto, iniziano con un'indagine, però poi quelle piccolezze che dovrebbero approfondire, che sono quelle piccolezze che possono fare la differenza. Sì, ma perché magari loro in quei primi istanti non colgono certe sfumature, poi Ma studiando e dovrebbero studiando il caso, toglierli. certo, se tu sei un grande Per professionista lo diretto, capisci, non è che stiamo però, parlando però di magari in medici. quel momento non conosci benissimo la storia, per cui quando arrivi sulla scena del crimine, non conoscendo certe dinamiche, puoi trascurare degli elementi che una volta conosciuta bene la vicenda Ma ritieni anche la essere scena del importanti. crimine, il capello, Sì, sì, anche certo. One, non si accorgono dell'orecchino, cioè perché l'orecchino ne parla solo il medico legale, anche la Sì, scena sì, del crimine. si accorgono della mancanza durante l'autopsia, non E subito. quello è l'inizio, e quello è l'inizio. Ragazzi, E è di sicuro lì non l'inizio. potevano pensare a un suicidio, fortunatamente, perché sennò, per come si è messa la storia, avrebbero cercato di dirci che anche lì era un suicidio per uscirne in qualche modo. No, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Comunque è una vicenda aperta, ma io ritengo che su queste stesse basi non si arriverà a un verdetto differente. Quando ho letto le carte, una cosa di cui mi sono stupita è che esiste una riforma chiamata Cartabia. Io mi Sì, chiedo come tutto il gruppo ad accettare, ad andare al infatti. processo, cioè niente. Cioè di Infatti io ero conferma. convinto che che fosse difficile che si arrivasse al rinvio e che lì erano partiti con il famoso giustizialismo, dovevano assolutamente condannare Luis in partenza perché tutto ti faceva pensare quello e c'erano anche altri discorsi, per cui un po' come fu con Olindo e Rosa, si doveva abbattere qualsiasi difficoltà e andare subito a processo e dargli l'ergastolo e buttare dopo 2 giorni la chiave. Poi però naturalmente studiando bene la cosa ti accorgi che al di là della colpevolezza ci sono delle cose che non ti tornano e quindi mai niente è così scontato come sembra. Nel caso No, di perché Pierina non lo era affatto dall'inizio, nel caso di Erba poi sono usciti degli elementi che hanno posto dei dubbi seri, al di là di tutto dei dubbi li hanno posti sicuramente su come sono state fatte le indagini in particolare, perché anche lì gli elementi mancanti sono stati in qualche modo forzati e ricostruiti. nel caso di Erba io ho rischiato di andare a testimoniare. Sì? E lì come E mai? lavoravo con Olindo. Sì?
Quindi conoscevi Olindo? Il mio Questo quando stavi a... principale andò a testimoniare, il mio principale è nelle carte, non ti faccio il nome, ma è nelle carte, andò a testimoniare perché comunque lui veniva 3 volte alla settimana nella nostra ditta a ripulire tutta la ditta dalle varie pattumiere che c'erano, i cassonetti e tutto, e stava 2 ore al giorno. E il mio principale mi aveva messo a controllare che facessero tutto il lavoro giusto. Sì, 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 E per supervisore. 3 volte a settimana, 2, 4, 6 ore al giorno, io stavo, cioè per 6 ore alla settimana io stavo con il signor Olindo e l'altro ragazzo che lavorava con lui sul camion. Ed Olindo che idea ti dava conoscendolo? Io non ho mai avuto dubbi sul fatto che siano stati loro, Mm. mai No, avuto allora, dubbi. io ho dubbi Non su alcune tanto, dinamiche e ricostruzioni. non Non che... tanto per, no, scusami, non tanto per il signor Olindo, tanto quanto per la signora Rosa. E non sono neanche mai stati, diciamo, quei personaggi che hanno voluto far apparire ingenui o comunque con dei problemi di linguaggio, di apprendimento. No. Secondo me, e lo dimostra il fatto che il signor Olindo in prigione si sia laureato in giurisprudenza, erano 2 persone molto intelligenti. Avevano delle problematiche, sì, ma erano anche intelligenti. Sì, vabbè. Non erano così stupidi come li hanno voluti far apparire. No, ma infatti non credo che sia quello alla fine il discorso. Cioè, l'ingenuità è stata palese nel momento in cui hanno accettato di confessare in quella modalità, hanno permesso praticamente di lasciare, durante l'interrogatorio, se ricordi, praticamente non sono stati assistiti dal legale, soprattutto nella prima. Se ti ricordi c'era, e questo di solito è una cosa che raramente succede, loro avrebbero dovuto attaccarsi molto di più a questi aspetti e poi ebbero inizialmente un legale d'ufficio che non li ha tutelati, anzi quasi quasi li ha spinti a fare la fine che hanno fatto. E dopo, quando hanno capito esattamente come stavano finendo, perché per molto tempo hanno pensato di raggiungere il sogno della famosa cella matrimoniale, poi hanno capito come stavano le cose ed era un po' tardi per... Guarda che nei verbali non c'è questa cosa, eh. Se vai a leggere i verbali non esiste questa cosa. Beh, vabbè, loro quando parlano fra di loro, in quelle Quando parlano intercettazioni, tra di loro, ma non è nei che dicono... verbali, sì, va Sì, bene. Quando parliamo io e te possiamo dire quello che vogliamo, sì, ma no, no, poi perché infatti quella viene detta come confidenza, però naturalmente poi loro fanno a scaricabarile prima della famosa certo, ma confessione nei finale in verbali cui non c'è parlo io. nessun passaggio dove una persona della PG dice se confessi, Sì, non sì, c'è nessun sì, no, ma passaggio di infatti quello questo è un genere. passaggio preliminare all'interrogatorio in cui praticamente si cerca di arrivare, secondo quello che raccontano loro, quasi a un accordo per poi iniziare la deposizione, dopo che le prime erano state disastrose, quindi loro erano stati chiamati a dare una seconda versione. Posso rispondere alla signora Ferrini? Signor Sullo stesso. Ferrini, io lo so che lei è una che si basa tanto sulle interviste, ma purtroppo, come le ho già spiegato per altre cose, le interviste sono una cosa, gli atti ufficiali sono un'altra. Non ci si può basare sulle interviste, perché nelle interviste ognuno può dire ciò che pensa, ma poi può essere l'opposto di ciò che ha raccontato a SIT, cioè agli inquirenti, diciamo. E tu questa esperienza l'hai avuta, Eder, con il caso di Liana Resinovic, con le famose persone che hanno visto quella mattina il signor Visintin, che in televisione sembrava che non l'aveva visto nessuno. Sì, Poi sì, gli inquirenti hanno confermato tutti, a parte sì, uno sì. che ovviamente non si ricordava, ma gli altri hanno confermato tutti. Che anche questa cosa io te la dissi, ma tu ovviamente eri titubante perché sentivi le interviste in televisione. Mm. Quindi, Laura, lei deve imparare ad ascoltare anche quello che si dice nelle varie trasmissioni, eh, che non c'entra niente con le interviste. Noi ci basiamo, perché fortunatamente abbiamo la fortuna di ricevere degli atti ufficiali, sia Eder che io, Sì, esatto. ci basiamo su delle cose concrete, non su quello che dicono in televisione. Io la televisione non la guardo da mesi. Io da quando sono onesta con tutta la chat, e infatti non sfiorerò neanche questo caso, ma da quando era iniziato il caso della dottoressa Chiara Poggi, io non ho più guardato la televisione.
perché all'inizio era veramente un mappazzone, detto proprio fuori dai denti, non si capiva Fortunatamente negli niente. ultimi giorni se ne sta parlando un po' di meno, perché poi alla fine si Perché sono torna chiuse sempre tutte le sugli stessi trasmissioni, discorsi. forse perché sono tutti in vacanza, siamo tutti più tranquilli. Sì, Siamo sì. molto più tranquilli. Però io non seguo più una trasmissione televisiva, signora Ferrini, quindi non ascolto proprio le interviste. Mi baso sugli atti ufficiali. Poi sbaglierò a interpretarli. Io non sono perfetta, non pretendo di esserlo, non pretendo di essere al di sopra della legge, l'ho già detto, però mi piace chiacchierare con Eder su cose concrete, non su Loris che mi va a dire, signor Loris che dice giustizia è fatta, che è una frase bruttissima. Andava indagata, sì, andava indagata, ma ormai quello che è stato, se non hanno indagato allora, non puoi mica indagare adesso, su certe Certo, dovrebbero dare dichiarazioni. un peso diverso. Però è importante adesso sottolineare il fatto che le interviste che vengono rilasciate entrano nei processi, perché spesso Non anche a tutte, Rimini, non no, spesso tutte. anche a discrezione del PM. Il PM Adesso spesso sono ha preso pieni. delle ispezioni di interviste di quarto grado e di altri programmi e li ha fatti sentire proprio integralmente durante l'udienza, chiedendo poi spiegazioni e riscontri diretti alla persona che veniva interrogata in quel momento. Per cui non è più forse come prima che uno diceva tanto ti posso dire quello che voglio, è più un problema morale che Guarda, altro, perché poi da una il parte PM sono si deve dare contenta, conto di quello che hai detto anche in TV. ma da una parte sono contenta perché almeno così, cioè, fuori dai denti, se tu ci hai fatto caso, più il caso è mediatico, più commettono tantissimi errori. Forse perché sentono la pressione. Io non lo so come Un po' sì, funziona. è un po' perché viene analizzato tutto e quindi si scoprono più errori. Cioè, ci Esatto. sono dei casi che passano in secondo piano, che noi non sappiamo totalmente quello che hanno fatto, quindi magari hanno combinato dei disastri e noi non lo sappiamo. No, io sto seguendo un caso che non hanno combinato disastri e sono veramente contenta che non hanno combinato disastri. Ma fortunatamente è stato mediatico l'anno scorso, un mesetto, poi non se non ne ha parlato più nessuno e ti posso assicurare che gli inquirenti hanno lavorato benissimo, ci hanno messo del tempo, non c'è ancora la chiusura indagini, non c'è ancora un rinvio a giudizio, ma c'è un indagato una persona fortemente indagata, che nessuno in televisione sa chi sia, nessuno, perché è un nome che non è mai uscito, però le persone che sono andate seriamente a dare delle indicazioni, la famiglia con un ottimo avvocato ha dato una pista alternativa, ti posso assicurare che ci sono arrivati. Ci sono arrivati, Sì. ma con le indagini tradizionali, oltre che con la scientifica, perché poi vabbè hanno trovato anche dei reperti in casa con prove scientifiche a carico dell'indagato che sarà un po' difficile anche contestualizzare l'indagato, però non sono contestualizzati, li hanno già contestualizzate la procura, però hanno lavorato cioè, bene. Io che ho letto non tutta, ovviamente non tutti gli atti, ma quella poche discovery che hanno passato a determinate persone, hanno lavorato come si deve. E forse avremo un rinvio a processo a fine estate quando ci sarà la chiusura indagini. E forse questa signora che è stata brutalmente uccisa, perché poi anche lì fake news, ferro da stiro, cane, non c'entrano niente con l'autopsia, avrà giustizia, come giusto che sia, perché è stata uccisa, ma brutalmente anche, perché poi oltretutto l'hanno affogata, perché loro pensavano che fosse morta, invece no, Sì. Il caso di cui parli è accaduto dalle tue parti? dalle tue parti, Ah, dalle mie parti. dalle tue ex parti, Sì, sì, ho capito, ho capito. zona Milano, zona Ah, ex, Galeazzi. fino all'altro giorno praticamente, quindi fino a poco tempo Io fa. 7 anni fa, da 7 anni che non sono più da quelle parti. Però sì, siamo riusciti, cioè, siamo riusciti a lavorare bene, col contributo di alcune persone che hanno dato però fino all'autopsia anche io avevo mi ero fatto un determinato pensiero. Dopo che ho dato l'autopsia, no, Tu hai completamente avuto no. dei rapporti anche con Roberta Bruzzone? L'hai conosciuta? Mm. Io ho avuto rapporti con Roberta Bruzzone. Non so, l'hai conosciuta a livello... Perché per esempio so che eri amica di Monica Demma, o vi conoscevate? Conosciamo nel web con Monica, sì, ci siamo scritti anche l'altro giorno, sì, sì. Quindi siete ancora in buoni rapporti.
Sì, sì, ma io non ho avuto niente. Io mi sono scostata, onestamente lo dico, mi sono scostata da loro quando ho cominciato a seguire il caso della signora Resinovic, Sì, perché fare 3000 cose, no. Poi io ho visto alcune cose che non mi piacevano. Allora, il fine era giusto, non mi piaceva il mezzo. mm, Cioè, la loro battaglia era giusta fino a un certo punto, però non mi piacevano come conducessero la battaglia, sì, perché alcune cose, ma questa è un'opinione mia personale, non mi piacciono, a me piace affrontare le cose diversamente. Cioè, con Ryan ci siamo poi beccati tutta la sera, però quello che dovevo dire te l'ho detto in faccia. Non mi sì, nascondo dietro un nickname o dietro un fake, no, te lo dico in faccia. Poi, quando poi si esagera, perché poi quando è diventato maleducato, lì mi sono arrabbiata perché stava esagerando. Perché se mantieni i livelli di botta e risposta a me va benissimo, però quando poi si esagera con la maleducazione, con tante altre cose, in questa battaglia io non mi ci vedevo più. Cioè non era la mia battaglia, anche se mi dispiace che c'erano di mezzo delle vittime, di genitori delle vittime, tutto quello che vuoi, ma non era il modo che io avrei condotto questa battaglia, l'avrei condotta in un altro modo. Allora mi sono un po' un po' allontanata, però ho mantenuto dei buoni rapporti, non vedo perché non ho avuto niente da dire. Ho quali altri fortunatamente... casi stai seguendo per ora? Eh? Ci sei... Quali altri casi stai seguendo adesso? Sto seguendo un caso che non è in Italia, è in un paese europeo, ma non ti dico quale, ma lo sto seguendo tramite una bravissima persona, tramite due avvocati, là e qua in Italia, che sono due bravissime persone squisite. E, sembra che, ma se te lo dico, un inquirente, diciamola così, abbia aperto il fascicolo, sembra. Poi, Ah, siccome siamo in un paese europeo, e però le leggi non sono come quelle italiane, vediamo se si riesce a fare riaprire questo caso, ma sarà, cioè, è difficile, perché sono delle leggi molto più complicate che le nostre. certo. Cioè, Invece non di casi basta andare... mediatici, quali altri stai seguendo anche senza un coinvolgimento diretto, magari come interesse? Guarda, lo seguo, quello lo seguo a livello web, non Ricordo il caso televisione. D'Amato, no? Di Silvana D'Amato. E questo è quello che ti ho parlato prima. Esatto, Parlavo dico, della Silvana D'Amato che ho ma seguito hai prima. idea di, cioè, il sospettato sostanzialmente o indagato, perché non si è ancora ben capita la situazione, Non ha tu indagato, credi di ha averlo indagato. identificato? Sì, credi di averlo No, no, identificato, indagato, è stato identificato e ci sono perché il delle nome prove abbastanza... pubblicamente non è uscito, no? No, il nome non è mai uscito. Ti ho detto, la procura sta lavorando bene, sta lavorando molto bene, non Stiamo fa avendo un po' uscire di tempo quasi... perché è accaduto ad agosto dell'anno scorso, quindi siamo ormai a 11 mesi. Sì, però hanno raccolto molte Elementi. prove sulla scena del crimine. Addirittura avevano raccolto 200 vetrini di sangue, macchie di sangue in giro per tutta la casa. Li hanno analizzati tutti per cercare il DNA. Hanno fatto un lavoro certosino. Hanno poi ascoltato tutte le persone intorno alla signora D'Amato, che non erano poche, perché non erano Sì, poche, sì. per poi controllare gli alibi e tutto quanto, perché poi hanno controllato gli alibi di tutti e tutto quanto, hanno scartato, scartato, scartato. Poi giustamente la famiglia, anche se era lontana, ma era a conoscenza di questi trascorsi con questa persona che adesso è indagata, e hanno portato, cioè l'avvocato della famiglia ha portato anche questa pista. L'hanno chiamato e gli ha cominciato l'alibi, no, non aveva l'alibi che aveva dichiarato, no, non è stato dimostrato, Sì, non so, riscontrato. non è stato riscontrato. Dopo hanno trovato, e non posso dirti tutto, 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 Ah, comunque sono riusciti a risalire al suo DNA e e era quindi da uguale lì a poi quello hanno della scena del identificato. crimine, sì. Ma cosa Eh, manca in questo momento per concludere l'indagine?
Perché con i riscontri che hanno avuto, come mai non siamo ancora arrivati a rinvio a giudizio? Perché devono fare, mi pare che l'avvocato, se ricordo bene, l'avvocato dell'indagato ha chiesto un incidente probatorio. Ah, Allora adesso quindi devono dare un incidente probatorio. tempi Ha tecnici allora. chiesto, sì, ma non posso parlare più di tanto appunto perché ci sono ancora indagini in corso e sì, ha chiesto un incidente probatorio su una determinata prova. Lo vuole l'incidente probatorio. Ok, Quindi, come sai, i tempi si potrebbero allungare. ok. Hai altro, ti puoi anche farti una domanda da solo e darti una risposta se vuoi, perché magari sono argomenti che volevi affrontare Ma che io non conosco, quindi non posso chiederti, no? perché mi chiedi anche tu, sto seguendo, però a molta distanza, senza avere atti, senza niente, cioè molto distante, quello della Ricina. Ah, e quello è un mistero. La Ricina. E pensa che c'è gente in chat, che lo può Mm? confermare, che io ancora prima che lo dissero, avendo due carissimi amici che abitano in Abruzzo, mi dissero che i nonni usavano il veleno della ricina per uccidere Sì. le talpe. Ma io questo lo dissi mesi prima. Che tutti dicevano che era un processo per estrapolare il veleno da questi bacelli, da questi fagiolini, perché sono dei Sì, sì, semini. ma anche a me hanno detto che da quelle parti, Lo soprattutto le fanno? nonni, hanno l'abitudine di usare Sì. intrugli, tanto che un personaggio noto che conosco era fidanzato con una persona della zona e quando litigavano sua madre diceva non andare a mangiare da loro perché chissà che cosa ti mettono nel piatto. Per cui a quanto pare potrebbe esserci una tradizione un po' Sì, no, particolare no, sì, anche sì. in un'età insospettabile, mentre si pensa che sia un'azione più giovanile da donna. Invece questo, a quanto pare, vista la zona, non è assolutamente detto. Poi è chiaro che è Che io un processo difficile quello della preparazione, del no, racconto, no, per cui sicuramente ci sono più persone coinvolte. no, sì, quello mi sta anche perché veramente non, non si capisce cosa sia successo Gli veramente. inquirenti continuano a fare trasparire l'ipotesi di aver già completato il quadro, ma io Sì, invece non escludo che sia anche una forma di bluff per portare qualcuno intercettato a commettere è un ben errore. sentito, perché prima si Perché parlava di una se avessero donna. le idee così chiare come dicono da tempo, secondo me saremmo un passo un pochettino più avanti. E invece si dice e siamo sempre fermi. Quindi può Si essere che stanno parlava di una forzando. donna attenzionata, poi di due donne, poi di Sì, due tre donne e persone. un uomo, adesso due donne e due uomini. Esatto, Ma per esatto. quanto il Tra paese? un po' arriviamo a tutta Pietracatella attenzionata, senza arrivare. Sì, anch'io penso che secondo me hanno qualche indizio, ma non hanno, Sì, come sì. sempre, Può essere che hanno preso anche la pista giusta, ma non hanno le prove tangibili per andare concretamente da nessuna parte. E ma quindi sono anche qui, costretti a cercare di temporeggiare cercando di acquisirle. meno male che misero la casa sotto sequestro subito, perché comunque il fatto dell'avvelenamento della regina ce l'hanno scoperto dopo 3 mesi. Quindi purtroppo ormai anche E tante- lì i buoi erano scappati. eh sì, tante cose purtroppo anche qui sono andate perse. E Chiaramente se qualcuno aveva la possibilità di accedere alla casa e sapeva qual era l'ingrediente in cui era stata mischiata la vicina, sicuramente ha fatto in modo che questo sia stato fatto sparire Beh, io nelle prime ricordo una ore. scena, che non so, non so, vedi un video, dove loro, sia il papà e la figlia superstiti, diciamo, entrarono a prendere comunque degli effetti personali. Sì, Ora sì, io sì. non sto dicendo che siano stati loro, No, ma però secondo me mettono- avevano già fatto sparire le pietanze eventualmente contaminate, chi poteva accedere a quella casa, perché una delle ipotesi naturalmente è che chi ha agito ha avuto la possibilità di introdurre delle cose lì dentro, o direttamente o indirettamente. Però penso Quindi che la cena del 23 io ho sempre sospettato, ma non avendo a che fare con questo veleno non posso avere una certezza, mi sembra troppo presto su poi il fatto, perché comunque loro stanno male la mattina sì, del sì, 25. sì, sì, sì. La cena del 23 è un giorno, almeno Sì. 24 ore prima, mi sembra un po' troppo presto.
Sì, sì, perché diciamo che i sintomi avrebbero dovuto essere già ben presenti nelle 12 ore susseguenti. Così dicono Sì. che quindi non so, E poi tra l'altro sembra che ci sia un miglioramento e poi un ulteriore peggioramento, da qua si ipotizza la doppia somministrazione della ricina. boh, però il 24 sono state in tutte e due le famiglie, sia la Sì, famiglia sì. di lei che la famiglia di lui, Sì, sì, c'erano molte persone, certo. e c'erano molte persone, però poi a Beh, una certa tornano ovviamente anche a già casa. questo ti permette di restringere il cerchio diretto nell'azione attiva a queste persone, perché poi ci può essere qualcun altro che ha lavorato dietro le quinte, ma qualcuno ha portato su quella tavola quella pietanza. Poi Anche probabilmente nel avevano futuro di selezionato un qualcosa che posso dire potesse essere di anche gradimento solo di una delle due persone, ma magari involontariamente o la figlia o la madre, io ovviamente penso più la figlia perché probabilmente l'obiettivo era la madre, non escludere che la figlia in qualche modo accidentalmente abbia assunto quella pietanza, venendo poi contaminata in modo forte. e anche questo assunzione, come dici tu, della figlia involontario, io Cioè, non è ce lo l'unica vedo. ipotesi al duplice omicidio, cioè, quella è Sì, l'unica ipotesi, alternativa. io non ce la, no, ma io non ce la vedo con un cibo, penso più un'alternativa tipo un bicchiere d'acqua. Sì, è anche Quindi possibile. volontariamente tu magari Solo ti che là dici, è ancora peggio perché l'acqua la devi versare direttamente tu, perché se è una bottiglia, la bottiglia possono attingere tutti e rischi di fare una strage. Per cui, quantomeno in quel caso, l'autore non dovrebbe nemmeno essere seduto alla tavola perché diventerebbe rischiosissimo anche per lui. a meno che fosse nel bicchiere, fosse messo nel Sì, bicchiere quando c'era già dentro l'acqua e la figlia involontariamente nel distrarsi ha preso il bicchiere della mamma e ha bevuto, perché questo può sì. succedere in una festa prenatale, Sì, però lì è possibile che soprattutto qualcuno abbia notato chi riempiva dei bicchieri, perché con tante eh, persone presenti rischi che qualcuno si accorga che tu stranamente stai ho riempiendo capito, ma un bicchiere destinato a un'altra persona. però anche il cibo, anche lì è un rischio perché solo la Sì, mamma sì, però in questo caso tu potresti preparare o delle persone magari nella cucina preparavano i piatti e poi li andavano a servire dicendo questo dalla alla madre, questo dalla alla figlia, riuscivano in qualche modo a direzionare. Certo che se una persona di queste avesse avuto un parente direttamente coinvolto nella cena, il rischio che qualcosa involontariamente finiva a quello c'era, per cui era un rischio troppo grosso per una cena del genere. Cioè tu rischiavi di uccidere un tuo stesso parente e non la vittima, perché un piatto poi può fare qualsiasi giro, eh. Quella persona dice io sì, non lo ma voglio, me lo prendo capisco. io, te ne do un pezzo, che ne sai? È una situazione incontrollabile. Sì, no, certo, ma quello sicuramente, però mi sembra troppo presto il 23, quindi quando è avvenuto questo pomeriggio del 24 tra la cena, tra la pranzo e la cena? Certo, è Perché probabile. il pomeriggio del 24 già lì, sai, potrebbe essere più, perché il 23 è veramente presto per poi stermare il 25. Sì, sì, Se loro sarebbe stanno più male il logico 25 la mattino. visita di una persona quando non c'era quasi nessuno, che sapendo che c'è poca gente in casa va là, porta per esempio una fetta di torta e dopo che viene assunta la festa Ma poi non la so, fetta di torta, poi in qualche modo ripeto, non se ne conosco va e gli quando sa altri. di quello che è accaduto torna a recuperare ciò che può essere avanzato, magari anche il piatto con ciò che naturalmente è rimasto lì per evitare che poi in futuro questo venga analizzato in qualche modo. E poi c'è anche la stranezza del famoso viaggio a Madrid, di un comportamento un po' leggero, vista la tragedia che era successa, che mette in atto un altro dei personaggi legati al caso. E questo ha insospettito molto a sua volta gli inquirenti. Sì, ma ripeto, io spero che arrivino a un dunque perché anche con cioè, le indagini cominciano ad essere veramente lunghe anche qui e senza un indagato. Certo, perché Eh, partiamo da dicembre. eh, Se ci no, fosse stato Locchi, diceva, avrebbe detto a questo punto che passerà un altro Natale senza che si arrivi a una conclusione, come disse quando era sparita la bambina da Firenze, se ti ricordi. ma secondo Lui, me anche lì, eh, lui era andato subito a Firenze e disse si farà Natale, ancora la cercheranno. Parlo di Catalea Alvarez, sì, ho la piccola capito, ho Cata. capito. E il giorno dopo Locchi andò lì e disse questa frase ed effettivamente ci ha preso perché poi non l'hanno mai più trovata. No, ma non penso neanche che sia uscito da quell'albergo io, quella Eh, bambina. sì, E che probabilmente non comunque ecco, un'altra cosa che mi crea fastidio quando fanno le indagini sono le ricerche.
No, no. Le ricerche non trovano mai niente, nemmeno se ce l'hanno sotto gli occhi. Beh, guarda anche Poi si la... trova, se si trova dopo mesi, si trova sempre nel primo punto in cui bisognava Sì, cercare. sì, esatto, Questo anche la purtroppo ce lo dimostrano tantissimi casi che abbiamo seguito. mi sfugge il nome di quella ragazza che è sparita, che dicevano che era andata... Sai che hanno trovato i resti nel casolare, che era a 1,5 km da Saman, casa. Saman, No! Casolare. Daniela Ruggi! Ah, Daniela Ruggia, nella torre allora, non nel Quella Casolare. ragazza lì, Daniela Torre Ruggi. Pignone. E alla fine i Sì, resti li hanno trovati a 1,5 km da casa in sì, 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 questo sì, infatti. casolare, Beh, diciamo chiamano hanno loro. l'attenuante che erano rimasti parzialmente sepolti da un crollo, per cui veniva forse un po' più difficile per quello trovare, però poi Che era tutto sono lì, Daniela compreso il Ruggi? cellulare. Katia, hai seguito anche il caso di Viviana? No, mi spiace Giada, no, non me ne sono mai occupata. So che se ne è occupato molto Eder, Sì, ma sì, io è in stato quel il mio periodo primo non caso, potevo occuparmene. caso storico e lì anche, diciamo che dal punto di vista giudiziario è finita nella maniera più conveniente alla Vedo che procura, ma stanno litigando con la signora Ferrini della chat, ogni tanto vedo che stanno litigando. E quando ci si mette la signora Ferrini è un po' pesantina. non la sentivo da un po', invece ho visto ultimamente, l'ho vista commentare tanti miei video, per cui forse è Sì, tornata sì. dopo una non lo so, però l'ho notato ultimamente molto presente, per cui non so se era andata via ed è tornata. Mi fa No, piacere no, io che l'ho sempre trovata molto ma presente. è Insomma, omonima del Ferrini maschio, Ferrini maschio, oppure sono no, no, c'è una parenti? signora sul web che si firma Laura Ferrini, io non Sì, so ma chi sia. è parente dell'altro Ferrini o è solo omonima? Non lo so perché chiamo. Signora Ferrini è parente di Paolo Ferrini, l'altro youtuber che fa i video sulla GoPro? Così ci togliamo il dubbio. Sì, è una cosa che mi chiedo da tempo, tra l'altro, Adesso questo. vediamo se ci risponde, vediamo. No, no, per il momento risponde a Sabrina, noi non c'è ancora risposta, vediamo se Maurizio risponde. Ferrini. Non ti ragione, perché perdo anche, ogni tanto leggo, ma non è facile stare dietro la chat, stare dietro a te non è facile. Vabbè, dai, No, però Fulvio. Ryan, vedi, fai complimenti, Ma dove gli hai giustamente. fatto i complimenti? Mi fai complimenti per aver No, ma gestito poi- bene la situazione, anche se lui continua a sostenere che tu non abbia risposto, però in realtà per quelle che sono le domande che ti ho fatto io, hai risposto a tutto. Allora, quello deve capire il signor Ryan, l'ho preso un po' tutti, no, voglio dire, se ci sono delle indagini in corso, se una persona sta lavorando su un caso di cronaca nera, l'ho detto prima, io sto collaborando per un caso in Europa, ma non posso dire determinate cose, cioè non si può, ci sarebbe il segreto istruttorio, che è una cosa che ormai non esiste più. Sì, sì. Ma insomma, ci dovrebbe essere perché si vanno a verificare comunque tante situazioni. Cioè, no, c'è il segreto istruttorio, si cerca di dare una mano se si viene chiamati a collaborare, ma si sta nel silenzio più totale. Poi, una volta raggiunti dei risultati, si dicono sì, sono state Sì, ragioni, ma ma penso Ryan si lamenta perché dice che è passato troppo tempo per attendere, ed è stufo di attendere perché teme di fare la fine di Sterpin, di arrivare troppo in là con gli anni e di non assistere all'epilogo anche va bene, lui. va bene, non è un problema nostro, Ryan. Cioè, Devi comunque cercare la di campare signora, 100 anni anche tu, se vuoi assistere neanche- all'epilogo. ma non lo so, purtroppo la data della scadenza non la conosciamo. Eh, Ah, ok, la signora Laura Ferrini mi ha scritto in maiuscolo: no, non sono parente di nessuno. Va bene, signora. mi Va sembra che bene, si sia sapete. dissociata dall'idea di essere parente dell'altra persona. Dal maiuscolo mi è sembrato di capire che non era molto felice del legame. Paragonata al signor Ferrini. No, va No, lo bene. so, da come l'ha scritto mi è sembrato assolutamente non provato a paragonarmi, questo mi No, ha no, dato questa idea. certo, vedi, era solo una domanda innocente, voglio dire, nessuno lo sta accusando di nulla, una curiosità nostra, visto che è sempre presente molto in chat. No, visto che Ferrini Vabbè, sta dicendo ha che lavorato gliel'hanno molto chiesto sulla un GoPro, mese. però la GoPro cade in una fascia oraria, secondo me, in cui i fatti sono in gran parte accaduti, per cui sì, può essere un diversivo della giornata del 14, ma non è il momento
in cui accade quello che accade, secondo me. Io non voglio andare contro il lavoro di nessuno, ognuno è libero di fare il proprio lavoro, però se mi arriva una consulenza della dottoressa Cattaneo che mi dà un range entro mezzogiorno, non vedo perché Sì, debba appunto. procurarmi un alibi alle 12:15. Cioè, Infatti. non serve più quell'alibi. Anzi, Potremmo dimostreresti qual è la mettere. fascia in cui non avevi l'alibi maggiormente, per cui sarebbe controproducente in questo caso. Sì, cioè voglio dire, poi ripeto, per me non c'entra niente la GoPro, non c'entra, cioè, Sì, no, ma anche perché scusa, Sterpin si dispera molte ore prima, per cui già no, no, evidentemente le c'entra cose la sono accadute. GoPro, no, scusami, ho sbagliato a parlare, c'entra la GoPro, ma non c'entra per come l'ha impostata il signor Ferrini. Ma anche questa cosa per il momento ve la tengo per me, ma c'entra, ma per un altro motivo. Non mi, non mi serve il 14 la GoPro, mi serve qualche giorno prima. A me servirebbero i filmati di qualche giorno prima per Sì, togliermi un dubbio. E poi hai detto anche tu, effettivamente il signor Claudio si agita alle 10, 10, appunto. 10 Quindi 11, ormai, 10 e 11. quando Sebastiano parte con la GoPro, ormai Sterpin è nel panico, quindi è dimostrazione che il mistero è già in atto. Io tra l'altro Sì, qualche poi tempo quale fa sia, avevo non provato lo a fare so, poi ricercare quale sia, su Instagram le perché io immagini reali del non. 14, perché con i luoghi si poteva trovare, per cercare di capire meglio la situazione di Piazza dell'Unità, per verificare meglio se le immagini fossero effettivamente attribuibili al 14 o meno. Solo che andando indietro su Instagram si ha difficoltà perché dopo un po' si blocca, ma sarebbe stato interessante da parte degli inquirenti provare a chiedere direttamente al social quelle fotografie della gente comune che le aveva scattate in quella data, perché ce ne saranno tante. E magari poteva anche esserci Sebastiano che passava paradossalmente con un po' di fortuna, ma di sicuro vedere se una bancarella si trovava in un punto o un ambulante poteva identificare con sicurezza la data di quelle riprese. Sì, Quello andava fatto. ma tornando anche al discorso come abbiamo fatto della signora Paganelli del condominio, ma cioè, il fatto che la signora Liliana sia scomparsa, la notizia viene data a Trieste, cioè nella città di Trieste viene data. Poi escono le immagini, comunque a un certo punto arrivano anche le immagini delle telecamere, Sì, ma sì. prima di queste immagini che vengono rese pubbliche, guarda che nessuno è andato a dire io l'ho vista in via San Cilino, io l'ho vista in piazzale Gioberti, nessuno si è presentato. E anche lì gente ce n'era, Sì, perché poi sì. dalle immagini vedi che c'era gente sia in via San Cilino, Sì, sì. c'erano, sia se quella del piazzale Gioberti era Sì, perché signora ricordiamoci che la Milano. stessa IVA si ricorda dei fatti i giorni dopo, quindi già questo può creare qualche dubbio nell'attribuzione precisa del momento del Non è che giorno e si delle rigiorna. situazioni. No, la signora Iva non è che si rigiorna dei fatti i giorni dopo, lei lo scopre il Eh, 16. appunto, i Ma giorni lei dopo, prova sì. a chiamare gli inquirenti, la rimbalzano da una parte Sì, all'altra, sì, sì, finché sì. poi finalmente, Quindi, no, quindi perché lei già 2 giorni dopo inizia a mettere a fuoco quando può essere stato, perché il giorno prima non poteva essere, e quindi sì, ricostruisce in questo modo quella data. Per questo dico, un discorso diverso sarebbe stato saperlo il pomeriggio e dire l'ho visto stamattina, era tutto sicuramente più attendibile e sì, affidabile. però Invece, come, a parte lei, praticamente Liliana si volatilizza da quando esce di casa. sì, però come è partita la signora a farsi i ricordi, io penso che, ripeto, la notizia era già stata data al telegiornale, perché comunque Trieste cominciò, no, forse il telegiornale ancora no, ma nel No, no. web sì. Ma forse si diffonde verso il 16 su Facebook. Sì, sul 16 su Facebook, poi dopo Trieste prima il 21 e poi il 22 arriva chi l'ha visto. Ma comunque sei 7 giorni. Sì. Cioè, voglio dire, tu l'hai vista 7 giorni prima, ok? Ma cosa saranno state 10 persone in via San Cilino? Una decina, quelle che passano Sì, poi vabbè, dalla molti erano passanti e telecamera. non l'avrebbero riconosciuta perché non l'avevano mai vista, quindi non hanno messo a fuoco la figura, perché sicuramente gente c'era molta. Capito, la gente del quartiere, Sì, quelli che saluta la signora, quelli che saluta, scusami, sì, quelli che saluta la signora Micheli è gente del quartiere. sì, sì, sì. Cioè, Quelle due donne, sì, sì. Sì, eh, sì. ma
rintracciarli e chiamarli e chiedergli se l'avevano vista? No, no. Questa è una cosa che io avevo Loro, chiesto. Avevo chiesto, mi è stato detto che non avevano visto Liliana quelle due persone. ho capito, ma chi l'ha detto? Mi è stato riferito che una persona ha Sì, non voglio chiesto, sapere, sì, no, non voglio poi non sapere so se è niente vero, però dopo. a me, io ho avuto quella curiosità, ho chiesto, e mi ha detto, sì, non l'hanno Ma non vista. voglio sapere, no, nel senso, persone che gliel'hanno chiesto, giustamente, Sì. ma gli inquirenti? Te Ma gli l'ho detto, inquirenti nel dall'altra 2028, parte? forse, nel 2028 lo chiederanno. Aspettiamo fino al 2028, vabbè, ok. Adesso sono Vabbè, nel Ryan sarà 2023. vivo nel 2028 perché lui si tiene in forma, per cui non avrà problemi ad aspettare. Non mi far dire cattiveria, ti prego, perché poi dopo mi querela, dai, non mi servire sul piatto di platino. Vabbè, va. Comunque, dai, insomma, sono le 11:30, un paio d'ore ce le siamo fatte. Ryan fa una domanda più specifica: perché Sterpin non andò nel boschetto a cercare il 4 quando ebbe l'illuminazione? Ma Perché non la ebbe il signor Starpini l'illuminazione? no, perché loro sono convinti ancora perché ci fu quel famoso incontro al posto delle fragole che quindi questo implicava la consapevolezza che Liliana fosse lì, secondo loro. In realtà quello è un posto dove si va comunemente a prescindere da tutto perché è uno dei posti più particolari e frequentati, per cui già per questo non è un posto isolato che tu non vai, si va No. lì a prescindere come ci vado io ormai regolarmente quando vado a Vabbè, nel Trieste. posto dove era stata trovata la signorina, no, perché c'era anche una recinzione e No, tutto no, lì quanto. no, però il posto delle fragole disterà 150 metri più o meno per Ma questo. neanche, no, ma molto meno il posto delle fragole, Sì, no, molto più o meno l'ho meno. misurato un po' più di 100, forse meno di 150, ma siamo Sì, lì. sì. Beh, Quindi dipende anche loro dalle sono convinti. partite. Che poi Le invece quell'incontro partite- era avvenuto in una data differente da quella di cui loro andavano a riportare. Era avvenuto il giorno prima, se mi ricordo bene. Il 3, il Il 3, 3, esatto, e non il 4. il 3. E però poi anche qui, poi dopo dite che io ho sospetti sul signor Fulvio, ma dopo questo incontro, con chi si incontra il signor Sterpin? Sì. Siamo sempre lì, torna sempre lui di mezzo, eh? Il 5, quando il signor Sterpin va a dire in questura, guardate che non avete controllato questi posti, quando esce chi chiama? C'è Sì, sempre sì, lì. sì, lui, sì, sì, certo, era direttamente, era molto attivo. Fulvio l'aveva saputo anche il 16, no? Sì, lui dice che l'ha letto anche lui Su Facebook, forse su su un post, Facebook. anche lui. Non ho tutta questa certezza matematica che la cosa sia andata così. E beh, sì, questa è la narrazione comune, no? Poi ovviamente lui Beh, potrebbe averlo saputo il 14, questo non lo possiamo sapere, questo è chiaro. Dipende da quello che si pensa della vicenda. Sicuramente Sebastiano, se venisse chiamato, a quel punto potrebbe parlare un po' di più, fare qualche nome e magari potrebbe fare anche il suo nome come personaggio da verificare, attenzionare, non certo come colpevole, perché Sebastiano non credo possa avere prove contro nessuno che noi sappiamo. Però sicuramente a quel punto proverà a dire delle cose per cercare di indirizzare le indagini quantomeno lontano da lui, cosa che al momento non ha fatto perché ha sempre creato confusione con le sue dichiarazioni. sì. Cioè, la Ma vera come colpa di tutti. Sebastiano è avere creato una confusione totale. Ma non so, allora, onestamente, per onestà intellettuale, come tutti, perché se tu vai veramente a prendere tutte le dichiarazioni, c'è un caos totale. Sì, sì, sì. Perché allora, come giustamente dice la signora Ferrini, io seguivo le interviste, perché comunque non avevo, cioè per un anno e mezzo, quelle erano da seguire. Sì. Però c'erano cose che non tornavano, perché non tornavano. No, 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 per molti Magari aspetti no. racconti di tutti, poi una volta arrivati a maggior ragione gli atti, leggi determinate cose e dici, ma perché Sì, in sì. televisione hanno detto altro? Le Cioè, convinzioni un esempio originarie erano molto stupido, differenti da quelle poi sbandierate per tempo in TV. cioè una persona fa un'intervista e dice che a un certo punto il marito sembrava che facesse la caccia al tesoro e recuperava tutti i soldi che c'erano in casa, no? Sì. Poi vai a leggere e ti dicono, eh no, in quel cassetto c'era questa cifra. Allora, ha fatto la caccia al tesoro o già sapevate che c'era quella cifra? Perché poi la cifra è quella.
È anche capisci? vero E che se ne Sebastiano accorge ha che indicato cifre differenti a casa sua, eh. Anche lui ci ha messo del suo anche qui, perché 5.000, 10.000, 2.000 all'inizio, non si sapeva esattamente quello che c'era. no, Per cui anche qua ha dato la possibilità ad altri di fare questo tipo di allusioni, perché effettivamente lui sembrava che veramente c'era la Banca d'Italia dentro poi invece quell'appartamento una quando cosa che parlava di io non ho Sebastiano. mai capito, e questa cosa, io non sto accusando nessuno, per l'amor, lungi da me accusare qualcuno, però è un comportamento che a me è sembrato non idoneo. Poi, ripeto, io non sono un ex inquirente, non sono niente, quindi magari è una procedura che loro conoscono meglio e che io non conosco, ma non mi risulta, però vabbè. Il perché il signor Nasti dice al signor Serpin di andare il giorno dopo. Ma perché non l'ha mandato subito? Cioè, abbiamo perso anche lì ore Del che tempo. sarebbero stati importanti. Perché sei andato alle 10 di sera, 10 e un quarto, no neanche, un quarto alle 10. Sì. Alle 11 avevi finito tutto. Eri in contatto con il signor Sterpin perché poi hanno fatto vedere delle chat che no, stiamo facendo di qua e di Sì, là. Il sì, signor sì, sì, Sterpin sì, 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 era in si giro aggiornavano, certo. era in giro sì, per Udine, vabbè. Era in giro per Trieste a cercare la signorina. Ma perché non digli, guarda, noi stiamo uscendo, vieni subito a fare la tua dichiarazione. Probabilmente non l'ha ritenuta in quel momento così necessario, nel senso E che però ancora anche pensava che lei. fosse, se lui non conosceva la relazione tra Liana e Sterpin, poteva pensare a un rapporto secondario, per cui poteva ritenere che non fosse Sì, importante lo però facesse perché subito, allora che subito sì. era necessario lo facesse Sebastiano e che qualche ora in più per Sterpin non cambiasse le cose. E no, cambia poi nel fatto che comunque, no, perché dall'inizio sono pensato a un allontanamento volontario, dopo l'intervento del signor Sterpin arriva la squadra mobile, perché arriva Sì, subito, sì, passano sì, il sì. fascicolo alla squadra mobile, quindi a mio parere si sono perse tutte quelle ore inutilmente. Ora, io che sono una persona come te, ci siamo approcciati adesso in questo lavoro, possiamo anche commettere determinati errori, però Sì, sì, però... No, un ex FDO, FDO vuol ho dire forze l'impressione che dell'ordine. lui lì per lì fosse Nasti fosse abbastanza sorpreso da ciò che stava accadendo. Non si aspettava questo discorso Esterpin, per cui lui stesso ha valutato in un certo modo dei passaggi che potevano non essere così necessari subito. Mentre Sebastiano doveva andare subito perché senza di lui non partiva niente, Sterpin già riguardava più un'eventuale indagine, ma probabilmente sia Nasti che Gabriella quella sera pensavano che da un momento all'altro Liliana sarebbe tornata. E anche Sterpin dice che inizialmente pensava a un allontanamento di due o Dirà tre di giorni, capito? sì. Quindi l'unico che poteva sapere di più nel caso è Sebastiano. Sì. Gli altri strano che non sta tornando, ma secondo me torna. Per cui ci sta che un po' puoi temporeggiare. Poi certo, col senno di oggi, No, ognuno avrebbe agito in modo diverso. il senno di poi è un errore, perché comunque hai fatto perdere un Sì, sacco sì, di ma ore. infatti a Sebastiano ho chiesto quando ero a casa sua, proprio in quella stanza, ma perché siete rimasti su questo divano invece di provare ad andare a cercare in giro? E lui ha detto, ma Trieste è grande, dove dovevamo andare a cercare? Poi già stava facendo buio. Però dico, almeno nel quartiere puoi provare a scendere a fare un giro. Cioè, come reazione istintiva, secondo me era più logico provare a fare un tentativo fuori che stare lì seduti. Tanto hai il cellulare, ti possono sempre chiamare sul cellulare, fatelo un giro. Metti che vedi una bici o una persona a terra travolta da qualche parte, gli altri non l'hanno notato. Cioè, se stai fuori puoi sempre notare qualche dettaglio che in casa non puoi notare. Per me avevi tutto da guadagnare a provare a uscire. Invece il loro temporeggiare in casa è sempre stata una di quelle cose che mi ha sorpreso e mi ha fatto pensare che Sebastiano sapesse in particolare che c'era poco da cercare. Quello è uno degli atteggiamenti di Sebastiano che mi hanno lasciato Allora, perplesso è stare lì così a fare passare il tempo. e no, però aspetta, perché erano altre persone che sapevano che era dalla... Allora, loro non, diciamo, partiamo dal presupposto che... Della relazione sì. No, 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 non sto parlando, no, 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 non sto parlando della relazione. La Sebastiano in quel relazione... momento dice di non sapere di Sterpin, ma in quel momento lo sapevano solo Gabriella No, 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 ma non e- c'entra niente la relazione, non c'entra niente la relazione. Ci sto un attimo ricostruendo le fasi. Partiamo dal presupposto che i coniugi bizantini, loro durante il giorno non si sentivano, e questo sì. Però l'abbiamo visto Liliana non anche. tornava generalmente così tardi, Allora, la signora generalmente. Resinovic tornava normalmente verso le 5:30, questo Quindi sì. fino a un certo orario era normale. Ok. Lui
Sebastiano, a meno che non gliel'avesse detto la signora Liliana, e questo non lo sapremo mai, perché non ce lo dirà mai, non No, sapeva che sua moglie era sparita dalla mattina, cioè, era irrintracciabile dalla mattina, ma lo sapevano altre persone. Però alle certo. 5:30 non gli è stato detto: guarda che noi tentiamo di rintracciare da Ecco, in questo caso stamattina. noi dobbiamo supporre che lui non lo sapesse, però è molto probabile che lui lo sapesse. Molto probabile che lui lo sapesse, però per come è raccontata la storia, lui non lo Sì, sapeva. no, Lui certo, certo, come narrazione, relazione se esterno ai doveva- fatti, chiaramente non lo sapeva. Ok, quindi è normale che, cioè, anch'io si fa ritardo mezz'ora, anche un'ora, la persona con cui vivo, non è che mi agito, Mm. personalmente, per come sono fatta io, poi, perché non siamo tutti fatti uguali, magari uno si Come al agita come il solito. signor Zorpin dopo 10 minuti, io anche dopo un'ora e mezza sarei tranquilla. Sì. Dopo cominciano ad essere 2 o 3 ore, Mm. 4, allora lì Cercare. comincio a dire no, 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 vediamo di muoverci. Però c'è anche da dire che comunque dopo l'intervento della signora Gabriella che manda il famoso messaggio della torta, il signor Sebastiano fa delle telefonate anche a delle amiche di Liliana. Non è che proprio non fa nulla. Poi se le faccia perché deve crearsi l'alibi, io questo non lo posso sapere, perché non lo posso sapere, io non so cosa lui sapesse dalla mattina, se lo fa perché veramente era l'oscuro di tutto, ma anche qui non c'è risposta. E con questo non voglio difendere il signor Visentini, sto esponendo i fatti come sono svolti quel Sì, sì, giorno, certo. perché poi devi incastrare tutto. E comunque chiama le amiche più care della signora Liliana. No, Ryan dice però lo sapevano i vicini, ma i vicini sapevano che c'era una relazione, possiamo dire, con Serpini, ma non è che potevano sapere che c'era un pericolo che era scaturito da questa relazione, né potevano sapere in quel momento che Sebastiano effettivamente potesse sapere di Serpini e quindi questo potesse andare a creare poi un movente. In quel momento era normale che tutti Ti scrivo tendessero a credere che da un privatamente, momento all'altro la cosa si sarebbe risolta con un nulla di fatto. ma ti Cioè, scrivo non penso che... privatamente, Ryan, perché io non lo leggo più in No, chat. no, là Eder devi dare per scontato che Visintin non lo sapeva. I vicini sono loro che sbagliarono. È No, io il in chat, quintultimo commento, mi sembra. no, no, io in chat, io l'ultimo commento che ho è la signora Ferrini che mi dice, già Quintultimo. Forse, non metto, forse ti ha bloccato allora, non lo so. può darsi che mi abbia bloccato, e vabbè, buon per lui se mi ha bloccato. Per questo dimostra che razza di persona sia a questo punto, voglio dire. Adesso ha scritto perché difendi l'operato dei vicini, quartultimo commento. No, io sono con Cristiana Filippi, nemmeno io lo leggo. Ah, Cristiana Filippi dice nemmeno io lo leggo. Sabrina Maglia, secondo me non è normale. Io sono questi due gli ultimi messaggi che leggo. Ah, ciao Allora, Cristiana, allora si è comunque. occultato, adesso i Anche suoi commenti Sabrina Maglia, visibili a poche no, anche persone. Sabrina Maglia scrive non lo vedo neanch'io, lo vedi solo tu, eh. Ora mi chiede perché difendo l'operato dei vicini, perché secondo me in quel momento i vicini avevano più domande da porsi che certezze, quindi è normale che Sì, no, no, ma su quello... l'azione in quel momento dei vicini era convincere Sebastiano, se veramente c'era da preoccuparsi, convincere Sebastiano a fare una denuncia e fare Vabbè, ma partire anche delle lì è ricerche. sbagliato. Questo dovevi Ma fare. anche lì è sbagliato, perché comunque la signora Resinovic aveva anche un fratello. Nel momento in cui il fratello, il signor Resinovic, Sì, che chiama, tra l'altro si fa sentire ed è presente in quei momenti perché chiama. certo, Quindi, perché il signor Nasti dice stiamo convincendo sì sì. No, no, io personalmente fossi stato il signor Nasti con il passato da ex militare, avrei detto guardi, non ci conosciamo, venga qui, io sono un ex CC, l'accompagno io, andiamo a fare la denuncia. esatto. Cioè, ci sono quelle piccolezze che hanno ritardato troppo Sì, diciamo, per... loro hanno cercato di farlo con le buone. Questo. Sì, Eh, però sono errori che poi abbiamo pagato a caro prezzo. sì, Sono sì. errori che poi si è pagato perché si sono pagati. Vabbè, col senno di E, oggi forse non sarebbe cambiato niente alla fine, insomma, considerando, non so, metti che l'avessero già portata via o altro, può essere che una denuncia fatta 2 o 3 ore prima non avrebbe cambiato le cose, perché tanto non no, l'avrebbero trovata lo ugualmente. stesso. Cioè, visto come sono Insomma, state fatte le ricerche, mi sa che non l'avrebbero trovata lo stesso. anche quello è vero. Capito? Per cui...
Avremmo Sì, dovuto aspettare sempre che forse qualcuno si decideva a metterla in un punto più visibile per poi ritrovarlo. sì. Anche se non si può escludere che il corpo fosse lì, perché a volte capitano delle cose che capitano una volta su 1000 e ti confondono, perché tu dici questa cosa può succedere, in realtà non può succedere, però c'è la volta nella vita che per una combinazione astrale quella cosa può accadere. No, io personalmente, ti ripeto, io non è che voglio prendermela con qualcuno, però un ex delle forze, un ex FDO, no, mi aspetto un altro tipo di comportamento, perché comunque ci hai lavorato, sai come funzionano le cose, punto che già che sai magari possono partire tardi, tante cose, devi dire tutto subito. Se no siamo al solito discorso, poi dopo ci lamentiamo che le ricerche non partono, che le indagini partono male, però se non diamo Certo. le notizie subito, cioè, e questo è un esempio, perché come la signora Paganelli ti ho detto prima, i vicini Sì, avrebbero dovuto chiamare subito le forze dell'ordine, non sì, sì, saremmo sì. qui dopo 3 anni a non sapere ancora chi ha ucciso No, questo nel caso signore. di Rimini avrebbe fatto una differenza importante, nel caso di Certo. Trieste sarebbe stata importante, ma Ma sarebbe di stato meno. importante a prescindere, perché comunque avevano tutte le informazioni e si sarebbero mossi Sì, ma sai che loro diversamente. ti dicono se tua moglie è sparita da 5 minuti, almeno attendi perché può essere che torna, quindi anche tu a volte ti senti Sì, ma in non ero sparita. difficoltà a Sì, farlo. Poi bisogna vedere lui nella sua testa in realtà cosa sapeva e cosa pensava, sì, perché ma quello noi farebbe la abbiamo differenza. sì, ma nel caso di Liliana avevamo un'altra persona con cui aveva appuntamento. Scusami, togliamo i personaggi. Sì, ma Io ho tu un pensi che appuntamento. Salvatore ha creduto ciecamente dopo un minuto a Serpin? Ma Può io non sto essere, parlando. No, loro fermati. stessi dicono che hanno dubitato anche di lui, per cui Io non ti secondo me sto, in no, quel no, 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 momento... no, no, ferma, fermiamoci un attimo. Io non sto dicendo della relazione, io sul lato della relazione non ci voglio neanche, non ci No, voglio neanche sulla andare. versione, dico proprio sulla versione e sui fatti. Vabbè, ma se una persona ti dice che aveva appuntamento con te, che l'aspettavi per le 10, perché dovrebbe mentire? Sì, ma Facendo non è vedere detto poi che sul però telefono. questo possa di per sé rappresentare un momento, un fatto grave da valutare Sì, subito, però, perché magari però sono i devo andare dal messaggi. barbiere, non sono andato, non è che il barbiere rappresenta il problema, il barbiere rappresenta la No. conferma che tu non sei arrivato dal barbiere. No, ma c'erano i messaggi e le telefonate che il signor Serpina ha fatto e Sì, che sì, vabbè, quelle dopo emergono il lì in modo signor misterioso. Nassi che la stava cercando. Sì, Questo intendo io. Quindi sì, c'è sì. una preoccupazione, ma a parte che io posso avere un appuntamento con te, posso dimostrare che avevo un appuntamento con te, chiamo la tua vicina di casa e dico ma perché Eder stamattina non si è presentato che avevamo un appuntamento? Non sto dicendo io e te abbiamo una relazione, Certo. ma nel momento in cui io non riesco a rintracciarti, comincio a preoccuparmi. Penso che se è arrivata la tua compagna la sera a dire guarda che io stamattina lo aspettavo a Eder alle 9 e non si è presentato e non riesco a rintracciarlo e la tua compagna vede i telefoni a casa, comincerebbe a dare in allarme. Quindi Sì, se i il telefoni discorso, sono a casa, già lì, io quello non rappresenta parlavo una di forte anomalia. relazione, Mm. però il discorso è differente. Se tu dici i telefoni sono a casa, però noi sappiamo, guarda che mi ha chiamato una persona che stamattina aveva l'appuntamento con la signora Liliana Resinovic e non si è vista, lì vedi se il signor Visentin reagisce, allora non è al corrente di nulla. Se tentenna, come hanno sempre detto loro, beh, allora forse qualcosa sapeva, ma anche lì a quel punto lo riporti alle indagini. Sì, Se tu sì, vai quello dai sarebbe documenti, stato... Ma il tanto conoscendo comportamento. Sebastiano avrebbe tenuto tutto sotto controllo pure se gli fosse stato detto di Sterpin. Sì, ma Avrebbe questo minimizzato adesso perché noi lo sappiamo. lo ha sempre fatto, l'avrebbe fatto anche in quel momento di minimizzare. Ma questo adesso noi lo sappiamo dopo la narrazione di 4 anni, ma Sì. 4 anni e mezzo No, fa non in quel potevamo momento no, ma saperlo. infatti non escludo che lui volesse portare su un'altra strada, poi non è riuscito e quindi le cose sono un po' cambiate. Cioè, il piano Ma io originale poteva non essere quello che poi è venuto perché fuori, ma tu magari... ragioni, perché tu, ripeto, tu ragioni in base alla consulenza della dottoressa Cattaneo. Io non ragiono in base alla consulenza della Sì, ma dottoressa intanto dobbiamo capire Cattaneo. se la Cattaneo le prende tutte o le sbaglia tutte, perché questo dubbio ormai ce l'hanno in Quella di tanti. oggi le ha sbagliate tutte. Dico appunto, perché è stata viene Perché presentata sempre come il messia, poi per ogni sua consulenza è viene molto messa in brava, dubbio in modo abbastanza pesante. no, è molto brava in prima battuta. Cioè, se tu chiami la dottoressa Cattaneo per analizzare un corpo in prima battuta, è bravissima. Cioè, è il meglio del meglio che abbiamo in Italia. Niente da dire. Cioè, quella veramente, penso che pochissime sue
consulenze autoptiche hanno potuto fare in modo di distruggerle, pochissime. Invece dopo 100 anni. Chiamata in seconda battuta, che poi con la procura che ti pone determinati quesiti e lei fa in modo di Sì, darti una e prendi risposta. molte risultanze già da lavori fatti da precedenti medici legali, perché non tutto lo puoi rifare, per cui devi dare per buona a volte delle rilevazioni fatte da altri. Esatto, perché comunque il caso più eclatante, comincia ad essere un quarto a mezzanotte, comincia a essere stanca, il caso più eclatante è il signor Livia Rossi, cioè nessuno ha mai creduto al suicidio tranne lei. No, nemmeno un minuto. Poi però se vai a leggere cosa richiedeva la procura, lei ha dato delle risposte alla procura. Sì. D'altronde lei lavora con le procure. Consulenti e periti fanno questo, rispondono a dei quesiti, non è che fanno loro il tema, per cui la bravura deve essere anche quella di fare le domande necessarie per fare chiarezza, perché se le domande sono poste male, loro rispondono a quelle, quindi diciamo che il loro operato è parziale. Ma diciamo anche che io prendo il caso di Davide Rossi, perché comunque adesso è opinione pubblica. Io ho letto quell'autopsia e sinceramente faceva acqua da tutte le parti. Sì. Faceva acqua, e quello che mi fa rabbia è che poi comunque sia, adesso avevo riaperto il caso dopo 13 anni, perché comunque dei medici legali hanno lavorato e hanno dichiarato che è omicidio, portando delle prove concrete, ma tutti ci passano sopra, perché comunque serve alla narrazione. La dottoressa Cattaneo in seconda battuta sai che è una potenza e sai che comunque si risolve i problemi che tu vuoi che ti risolva. Poi non puoi sapere se è la verità. Sì, o ti crea altri problemi. Ancora, anche se tutti mi continuano a ripetere che ormai la consulenza Costantinides basta, non esiste. No, io resto con una consulenza di un luminare, perché il dottor Costantinides, che se ne dica, era un luminare. A Trieste, certo, era consideratissimo. No, ma non solo a Trieste, perché comunque ha lavorato anche in altre parti d'Italia, quindi non solo a Trieste, vai a vedere il curriculum, non solo a Trieste. Quindi io resto con una consulenza di un luminare che mi dice una determinata situazione e una consulenza di un'altra luminare, perché niente di dire, che mi dice un'altra situazione. Ora, se si andrà a rinvio a giudizio, se si andrà in corte d'assise, e me lo auguro, almeno lì si potrà chiedere una perizia super partes e dopo da lì quello che vorrebbe Sebastiano, quello che vogliamo tutti, non solo Sebastiano, perché chi ma vuole la verità, chi la fai fare adesso? Perché poi in base alla scelta già succederebbe il finimondo, già col nome succederebbe il finimondo, quindi poi figurati, l'esito sarebbe nuovamente messo in discussione, chiederebbero praticamente il meglio dei 3 su 5 come si fa in alcuni sport, non 2 su 3, quindi vorrebbero poi un ulteriore parere, poi vanno 2-2, cosa fanno? Ai rigori a quel punto? Vai ai rigori? Però scusami, come fai a dire quale sia adesso, a prescindere da quello che interessa a noi, a prescindere da quello che dice la procura, a prescindere dalle nostre opinioni, ma come fai ad avere la certezza che allora uno dei due luminari ha sbagliato? Chi ha sbagliato? Sì, vabbè, certo. In base alla parte che sostieni, naturalmente ti scegli che ha sbagliato quello che non ti conviene. Questo è il problema. Quindi capisci che queste cose non fanno bene poi al grande pubblico, perché poi il web, la televisione è formata da grande pubblico perché perdi la cosa che ultimamente, ormai l'avrai capito anche tu, si è persa fiducia nella giustizia italiana. Ma non è così. Ma non è così. Ripeto, ragazzi, non è così. Purtroppo abbiamo delle narrazioni televisive che creano pressione, perché comunque, come tu ben sai, anche in televisione non parlo dei protagonisti, ma parlo proprio dei giornalisti. Sulla storia anche della signora Paganelli, la narrazione alle volte era un po', diciamo, condita. Sì, romanzata. Perché c'erano delle lacune e loro dovevano... no, non fa bene perché poi si creano le fake news. E quelle fake news
alle persone non gliele togli più dalla No, testa. perché ci sono delle cose che colpiscono e poi le ricordano come se fossero parte predominante della vicenda, e invece sono cose che Prima non si abbiamo ricordano. parlato di Olindo Rosa e tu ancora sei convinto che gli hanno promesso la cella matrimoniale. No, agli atti Beh, queste cose di non sicuro esistono. uno degli inquirenti andò un po' oltre, diciamo, nel cercare di trovare un accordo con lui affinché confessasse. Poi, Io ti dico dopo... che agli atti, a verbale, questa cosa non esiste. Che poi Vabbè, dopo no, loro ne parlino, va bene. non è che Bisogna tutto rientra negli capire. atti, cioè una conversazione confidenziale naturalmente poi negli atti non rientra, ovviamente, perché non metteresti mai agli atti una frase del genere, quindi tu ne parli in un momento che può Sì, prescindere però in noi qualche modo. abbiamo anche di quella conversazione, noi abbiamo un estrapolato, perché abbiamo quel pezzettino. E Sì, cosa si dicono prima e cosa si dicono dopo? certo. Perché può essere Bisogna anche una credere a loro quello che viene confessione. dichiarato. Sì, sì. Può essere anche loro che si dicono, ma se magari confessiamo e chiediamo una cosa matrimoniale, magari ce la danno perché comunque siamo marito. Noi non possiamo sapere perché noi abbiamo un estrapolato Sì, 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 di può quel essere che loro pezzettino. pensavano che funzionasse così, certo. Ecco, però ti ripeto, però io a verbale non ho questa dichiarazione, per Comunque questo tutti. ti dimostrerebbe in ogni caso che erano un po' indietro con la testa, perché se loro pensavano una cosa del genere, insomma, non erano al 100%. Ma io allora, ripeto, non avranno avuto, non sapranno come funzionasse. Sì, vabbè, Ciaone comincia a essere stanca, non erano a conoscenza di tutte le procedure, ma comunque non erano così indietro Sì, nell'intelligenza. vabbè, sì, 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 sì. Ribadisco, io ci parlavo con queste persone, con Rosa un po' meno, ma le telefonate le sentivo quando chiamava Olindo. Ma ti ripeto, ma non è questo il discorso. Il discorso è, non c'è verbale. Però è una fake news che tutti dicono che è verbale. Può essere, No. può essere. Come vabbè, te ne dico un'altra. Nel web gira tantissimo, e Mm? tu lo sai perché hai anche tu gli atti, tornando sempre al caso della signora Resinovic, è stato detto che il riconoscimento è stato fatto su metaviso, ma non è vero. Cioè, questo, la foto della signora Liliana è come sono io in Sì, questo sì, momento. sì, Così, il viso è per intero, firmato, firmato da sì, tre sì, persone. Però quello che gira nel web è che gli hanno fatto vedere il metaviso non sì. picchiato. No, 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 no. E semmai il questa è limite una è che fake il news. riconoscimento non è stato fatto su una foto e non sul È stato corpo. fatto su una foto, non ho dubbio. Quello è l'unico. Però il viso intero non Sì, è sì. metà. No, perché le foto che poi sono circolate lì erano complete, per cui penso. Poi, però la fake news è questa e non gliela toglie alle persone, non gliela toglie. Però non è vero. Certo, Che vuol certo. dire? Non c'entra niente poi però no, perché dopo le fake news da una cosina così gigantita. Sì, No, sì, si riempie cioè il web. l'informazione, il mio discorso era, l'informazione dovrebbe tornare a essere un pochino seria, molto seria. Non ho delle lacune, allora dico, allora invento, o mi si dà una risposta che io conosco non essere reale e non correggo, perché Sì, poi sì. questo passa Ma e capita questo di qua vedere non opinionisti che, conoscendo gli atti, che dicono delle fesserie incredibili, spesso sapendo che quello che stanno dicendo non corrisponde a verità. Questo è ancora più grave, perché questo ancora che è la buona grave, fede la puoi questo che è grave. tollerare, ma quando ti rendi conto che parlano perché evidentemente devono creare un'opinione distorta, e lì dici, ma allora che stiamo a fare? No, no, ma infatti, no, ma infatti per quello che non guardo più le trasmissioni televisive, perché soprattutto quando sei a conoscenza degli atti, e io ho letto, ti ripeto, la signora Paganelli li ho letti, la signora Di Massa li ho letti, la signora Resinovic li ho letti. Ah, volevi sapere se mi stavo occupando mi sto occupando di un cold case, quello te lo posso dire. Sì? Sto studiando un cold case che ha la mia età, è del 75, Mm. via Caravaggio. Ah, bel caso, Sì, lo sto bel caso. studiando tutto, in mano tutto, mi è arrivato tutto, lo sto studiando attentamente. È un È caso stato su conveniente. cui ho avuto dubbio dall'inizio. E poi te ne Eh, parlerò, perché lo sto studiando, non ho ancora finito di ah, ok. studiarlo, però
No, l'ho seguito come Sì. sempre nelle puntate di Blu Notte. No, no, Mm, io non ero a conoscenza, non lo conoscevo, me l'hanno ok, segnalato una persona del mio gruppo, me l'ha segnalato privatamente, mi ha detto, ma non è che riuscite a dare un'occhiata? Io ho detto, "Beh, se riesco a ricevere gli atti perché non vado a vedere le trasmissioni perché voglio partire con una mente svuotata, infatti, così almeno non certo, conoscendo il caso, è molto, però anche sì, lì, ok, non parliamo di DNA perché all'epoca non c'erano, però io ho notato un'incongruenza di una testimone, ma un'incongruenza grossa come una casa. Però anche lì gli inquirenti non hanno messo insieme i pezzi, che poi la verità non è che la sai da un'altra persona, la verità la sai dalla vittima stessa perché è scritta nel diario. Allora tu sai che qui c'è certo, sì, un'incongruenza. sì, 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 Cioè, certo, non può aver mentito la vittima che l'ha messo nero su bianco, ma non ha raccontato tutta la verità alla persona che ti ha raccontato di questo episodio. Ma è totalmente diversa, la versione è completamente diversa. sì, sì, infatti, Sì, infatti. così. Perché non l'hanno richiamata? Perché non hanno ritenuto ancora importante quell'elemento come dovrebbe essere Ma era considerato. importantissimo, perché poi ai fini dell'omicidio era importante, perché comunque era una testimone chiave. Sì, 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 Per certo. quanto riguardava la vita della vittima, non era una persona di condominio, era una persona vicino a una delle vittime. Non so neanche dire chi, ho parlato di diario, quindi puoi aver capito. Era Sì, una sì. persona vicina a lei, che però a me questa cosa mi fa venire, mi lascia perplessa. Sì, sì. Hai Cosa visto, aveva voleva ragione mettere? Angelo Marotta oggi quando scriveva che sarebbe stata una maratona. E io ho detto, se parla tanto come al telefono sarà una maratona. Infatti siamo a 2 ore e 30. Vedi, aveva ragione lui. Però io te l'ho scritto sotto, ho detto, però dobbiamo toccare alcuni punti importanti. Sì, sì, no, esatto, esatto, infatti. Tra Comunque l'altro Fulvio ha detto di chiudere perché deve andare a dormire, ha scritto poco neanche fa io nella chat. dovrei andare a dormire, comincio ad avere una certa età e devo No, per dormire. cui possiamo essere soddisfatti di questa chiacchierata. Sì. Anzi, magari se faremo delle, anzi, sicuramente farò delle ulteriori live, magari te lo dirò e ti inserisco come opinionista nelle live prossime, visto che tu intanto anche tu segui un po' tanti casi, per cui di Sì, sicuro va bene. magari, se non ti dispiace, Però quando ci sei io te lo dico. però noto una cosa, andiamo verso l'inverno perché qui fa un caldo. No, no, da settembre in Andiamo, poi. andiamo verso quando cambia il tempo, verso quando è un po' più Sì, 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 fresco. da settembre in poi. Settembre Va è bene, ok, non so perfetto. se hai qualche domanda a cui rispondere dal pubblico, se no possiamo anche chiudere. Vedi Non lo so tu. perché non riuscivo a stare proprio dietro, anzi mi scuso che non sono So che riuscito a Ryan scrive, ma adesso rispondere. molti non lo vedono più, quindi qualcosa ha fatto, perché leggo che vedono i messaggi indirizzati a me, ma altri non li vedono, per cui ha fatto qualche Sonia, magia. Eh, Sonia mi chiede chi ha ucciso Simonetta Cesaroni. Non lo so. Non lo so perché anche questa storia l'ho saputa dai giornali così, ma non ho mai letto gli atti e quindi non mi esprimo. sì, infatti. Io vi lascio, ottima diretta, Vabbè, grazie, buonanotte. ok. Vabbè, no, ci possiamo salutare, ci sentiamo nelle occasioni future che sicuramente ci saranno. Va Sì, bene? Ok, penso un che saluto a comunque te e a tutti quelli che ci hanno seguito e esatto, hanno spero che abbia commentato. fatto piacere la nostra chiacchierata, che si E un siano saluto al grande ex arricchiti. militare Ryan, che è Io saluto la immancabile. signora Ferrini, che è stata, che mi vedo che è un po' stata cattivella anche stasera. Saluto la signora Ferrini, poi saluto tutte le mie follower e i miei follower, che ce n'erano tanti stasera, i miei, ce No, n'erano tanti, tanti, tanti. no, erano qua per difenderti, Mi infatti. sono fatto qua l'esercito. No, ma come vedi non ce n'è Dai. stato bisogno, perché è stato No, tutto molto tranquillo, a parte Ryan, no, ma lui era scatenato già da quando l'ha saputo, per cui ma adesso. figurati, Ryan c'ha il dente avvelenato con me perché l'ho mandato fuori, ma ti Sì, ripeto, sì, sì, non perché non la, mh, perché a me piace il mm. contraddittorio, infatti se no non sarei, non parlerei con te perché noi siamo in contraddittorio su Sì, tutto, beh, quindi, infatti, la dimostrazione è quella. Abbiamo opinioni esatto. sicuramente diverse, eppure ci Quindi non sentiamo può da. dire che io l'ho buttato fuori perché essendo la padrona di casa la pensi come me o No, è sei vero, è contro vero, di me. è vero, No, è vero. non è così. Va bene, ok, allora a presto, alla prossima e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito Buonanotte ancora a una volta. tutti. Ciao, 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 ciao. Mamma mia.